Vediamo se riusciamo a finire questo libro, che ho iniziato da tempo, poi un po' alla volta. Però è proprio bello perché fa capire l'importanza dei valori, dei giovani, dei nonni, della famiglia che non c'è più o molto poco, in poche situazioni. Allora, continuiamo a leggere questo libro, poi presento l'ospite. A lei non bastavano i messaggi e la sera, quando era possibile, si collegavano e così comunicavano sia audio che in videochiamata. Tutti e due però, andando avanti, avvertivano il desiderio crescente di vedersi, o anche di più, di vivere insieme, perché stavano soffrendo molto a causa di questa distanza, mentre si stava rafforzando in entrambi la percezione che tutto quello che avevano notato reciprocamente di positivo fosse effettivamente reale. Del resto lui non poteva assolutamente chiedere altri giorni di assenza perché era super oberato di impegni. Messaggio di Alessia: sei il mio leone alato. Qui a Venezia sei ovunque. Lui sorrise. La produzione doveva essere aumentata e stavano cercando un partenariato industriale in Polonia. Fu Alessia allora a farsi avanti manifestandogli il desiderio di venire a scoprire dove lui vivesse e allo stesso tempo era anche curioso di conoscere i suoi genitori. Stabilirono un weekend in cui ritrovarsi e lei prenotò il volo. Fu tutto bellissimo, anche se brevissimo. Un veloce giro tra estensioni di colza, segale, frumento, orzo e avena. Nuvole basse e molto consistenti, in alternanza con il sole, capaci di disegnare giochi d'ombra sul terreno. Una veloce puntata al maestoso, immenso castello, ben visibile anche a grande distanza, incredibilmente a picco sopra il monte Zoller. Stavolta ti faccio io da guida. Questa immensa struttura già era presente nell'anno 1000, in dimensioni molto ridotte rispetto a quello che puoi vedere, ma poi cadde lentamente in rovina e venne ricostruito e molto ampliato. Mi fermo qui, presento i miei graditissimi ospiti dopo aver letto questo libro, Il leone alato, perché so che vi piace molto, me lo dite, me lo scrivete, ma soprattutto per far capire che dobbiamo forse ritornare ai valori di una volta, a emozionare questi giovani, questi ragazzi, a capire che abbiamo davanti delle persone molto fragili che hanno bisogno di essere ascoltate e soprattutto ritornare al valore della famiglia. Io non ne posso più di sentire questi ragazzi che mi dicono, perché sapete che io parlo molto con loro, mi adatto a questa nuova situazione, parliamo di genitori divisi. Molti dicono sì, vabbè, però tutto sommato stavano meglio assieme. Altri dicono meglio così perché eravamo stanchi di queste liti furibonde. La verità sta solo da una parte, a mio avviso, ed è l'unica cosa, che i ragazzi vorrebbero la famiglia. Questa è la verità. Ecco, loro cercano la famiglia che non c'è più, troppo assente, troppo impegnata, non ascolta, non riusciamo a fare i genitori. Eppure questi ragazzi non sono stati loro a decidere di venire al mondo. Qualcuno ha deciso, chi tardi, chi prima, chi dopo, e soprattutto adesso forse troppo poca famiglia e troppo poca voglia anche di fare figli. Ne parleremo questa mattina col dottor Enrico Busato, responsabile della ginecologia della casa di cura di Monostier, anche di oncologia. Dottor Busato, grazie di essere qui. Saluto anche Marco Scolese, che vedremo in che veste si presenterà, perché lui è direttore di Oltre l'indifferenza, che mi sembra proprio il tema del quale parlare questa mattina, però inizierei, grazie Marco, proprio col dottor Busato. Allora, dottor Busato, intanto lei può darci dei numeri. Com'è la situazione? Pochi figli, pochi giovani, molto impegno, è difficile fare i genitori, non so una volta con 12 figli come facevano, con lavori massacranti, però funziona così, è troppo difficile fare il genitore, è molto impegnativo. E soprattutto come mai, secondo lei, nascono così pochi bambini? Molti danno la causa ai soldi. C'è pochi, io non ci credo a questo, credo più cose. Prego, dottor Busato. Sì, buongiorno anche ai telespettatori. Io credo che ci siano più fattori che vadano a contribuire al problema della denatalità. Come già diversi anni fa, anche in altre trasmissioni ne avevamo parlato, quando ancora i numeri erano un po' più alti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dato delle indicazioni importanti e aveva dato un alert altrettanto importante, che quando la denatalità sarebbe scesa sotto 1,5 figli per donna annuali, lì si sarebbe arrivati a un trend di non ritorno, dove si sarebbe sempre scesi
di più e in effetti ora siamo a 1,2. Credo che il problema da una parte possa essere anche economico, posso capire, ma anch'io ritengo che c'è un cambiamento di mentalità. Come già accennavi prima, manca anche il supporto, no, di una famiglia. Una volta dicevi c'erano 10 figli, 12, ma all'interno delle famiglie c'erano degli zii, c'erano i nonni che davano una mano anche ai genitori a educare e portare avanti la famiglia stessa. Adesso questo ruolo non c'è più, sono molte volte 2 genitori che lavorano entrambi e quindi non è facile. C'è un cambiamento comunque anche di tendenza, perché io come ginecologo, no, che vedo tante donne, molte decidono proprio di non avere figli e quindi c'è proprio un cambio di tendenza anche verso questo aspetto. Cosa fare? Io credo che di sicuro bisogna che ci sia un supporto da un punto di vista politico, sia economico, che ci sia un supporto anche di associazioni che possano dare un aiuto a queste famiglie, perché altrimenti sarà difficile, andremo sempre verso di più una società di persone anziane, dove anche il welfare sarà orientato verso loro e per i giovani o quelli più giovani ci si troverà un po' in difficoltà. Dottor Busato, una cosa che traspare parlando anche con questi ragazzi è la sessualità. Non la conoscono, pensano di sapere tutto a 13-14 anni, mentre sono veramente all'oscuro di quello che è il corpo, il rispetto del corpo, conoscere il loro corpo. Però fanno fatica anche a capire questo, perché qualcuno dice che la sessualità a scuola non è un argomento da trattare e soprattutto sono piccoli, non capiscono, è una cosa delicata, devono intervenire i genitori. Lei è un ginecologo, ma perché il corpo umano deve far così paura alla politica? Per capire che invece, visto quello che sta succedendo proprio con i nostri ragazzi, con la droga, con tutte quelle malattie che possono incontrare perché non sanno, non conoscono, non è forse questo un gap che veramente invece di evolvere sta restringendo quello che è invece il conoscere il proprio corpo, rispettarlo soprattutto, capire cosa ti può far male, ecco cosa può essere, la donna non può essere un oggetto per ragazzini per sfogare questo istinto che è naturale, devi conoscere, deve essere un rapporto bello, deve essere un rapporto che devi imparare un po' alla volta. Invece a mio avviso sono buttati là e quello che mi stupisce è che anche questi genitori giovani fanno fatica a parlare di sesso con i loro ragazzi. C'è un tabù che ci portiamo avanti da una vita anche su famiglie che riterresti al di sopra culturalmente di questo tabù. E invece funziona proprio così. La mamma con la figlia, non parliamo la mamma col figlio, ma il papà anche con la figlia e col figlio. Nota anche lei questo? Sì, io vedo che c'è proprio una difficoltà da parte dei genitori che molte volte delegano agli insegnanti, che a loro volta non hanno anche sempre le competenze per cercare di spiegare non tanto solo la sessualità, ma giustamente, come dicevi, anche che cosa danneggia il corpo, a partire dal banale fumo, dal fumo delle sigarette elettroniche, no? Oppure l'utilizzo, giustamente i rapporti non protetti, quindi delle malattie a trasmissione sessuale, che sappiamo per esempio la clamidia, che è una malattia che colpisce quasi il 70% degli adolescenti e che potrebbe lasciare poi degli esiti anche di infertilità. Cos'è, scusi, dottor? È una malattia che viene trasmessa da un particolare microorganismo durante i rapporti, sì, e che poi alle volte passa purtroppo inosservata, quindi uno non si accorge, ma ce ne accorgiamo magari noi quando andiamo a fare degli accertamenti per una infertilità, perché va a danneggiare l'apparato riproduttivo, soprattutto a livello tubarico, con delle aderenze, per cui questo rende difficoltosa la ricerca di una gravidanza. Anche questi aspetti non se ne parla
parla, perché io vedo quando abbiamo occasione di andare magari, quando ho occasione di andare nelle scuole e di parlare anche di queste cose, molti cadono dalle nuvole, perché giustamente siamo in un'era dove il dottor Google non informa di tutto, ma c'è un'informazione distorta e un'informazione che non è così accurata come magari potremmo averla da dei professionisti. Dottor Busato, quando incontra questi ragazzi nelle scuole, cosa vede? Cioè sono intrigati a conoscere, ecco, riescono a capire l'importanza di quello che viene loro spiegato, oppure vede indifferenza, superficialità? Ma inizialmente sono molto spavaldi perché danno a vedere di sapere già tutto e che quasi non hanno bisogno, no? Ma poi quando entri, ne parli insieme, cerchi di coinvolgere in maniera proprio attiva anche in questa 2 ore, 3 che alle volte ti trovi a fare insieme, vedi che cominciano ad interessarsi perché capiscono di non avere quegli elementi necessari per ritenere di essere a conoscenza, ecco, anche del proprio corpo. Ma lo vedo anche nelle donne, già non solo nei ragazzini, ma anche nelle donne in età più avanti, ecco, con gli anni, anche laureate, che alle volte pensano che che possono avere figli anche fino a quando non arriva la menopausa, ma sappiamo che non è così. E quindi queste informazioni un po' distorte, un po' lasciate perché tutto sommato sembra che ci siano altre cose più importanti, quando noi sappiamo che no, la cura del proprio corpo, l'attenzione è quella che rientra nel campo della prevenzione, perché io credo molto, ecco, la prevenzione primaria, dove la donna riconosce, parlo della donna, ecco, nel mio caso, ma anche l'uomo, riconosce alcuni cambiamenti se sa studiare il proprio corpo, se si è sempre ascoltato, e questi cambiamenti a volte sono importanti anche ai fini preventivi, anche oncologici di quello che mi occupo io, ma anche ai fini, ecco, di malattie a trasmissione sessuale. Avete capito l'importanza invece di capire, di conoscere, di affidarsi a persone competenti? L'insegnante non è competente, non può spiegare, ecco, questo importante rispetto per il loro corpo, che poi si parla poi di salute futura, non c'è niente da fare. Certo. E là è il grande problema, perché al momento, come dice lei, dottor Busato, non ti accorgi, ma quando ti accorgi alle volte è anche tardi, perché veramente sono delle malattie anche invasive che devono essere curate presto, ma non le conosco, perciò non lo sai. Marco Scolesi, oltre l'indifferenza, cosa vuol dire? Perché qui andiamo oltre l'indifferenza in tanti temi. Ecco, cosa vedi? Ecco, spieghiamo anche di cosa ti occupi in particolare. Sì, allora buongiorno intanto ai telespettatori, grazie Mirella per l'invito. Io sono un libero professionista e mi occupo appunto di accompagnare realtà del terzo settore appunto nei percorsi di crescita, nella riorganizzazione e nella, come dire, nella tutta quella parte, diciamo, burocratica sempre più necessaria per adeguare appunto le associazioni, le cooperative a quelle che sono le richieste oggi appunto della nuova normativa. Inoltre mi occupo della scrittura dei progetti, ecco, per poter fare tutto quello che è necessario per fare innovazione, ricerca e appunto crescita delle realtà di volontariato e delle realtà sociali. E l'argomento di stamattina mi interroga anche rispetto a un mio diciamo recente passato professionale, quando da educatore appunto attraverso i progetti giovani nei comuni si andava anche nelle scuole a fare educazione non sessuale, educazione sessuoaffettiva, perché tante volte viene dimenticato questo aspetto, cioè proprio l'educazione ai sentimenti, che è il terreno fertile su cui poi si basa tutta, diciamo così, la costruzione del proprio mondo relazionale e anche poi della sessualità. Ma se non vi è consapevolezza, ad esempio, dei sentimenti, delle emozioni, di come si sta in relazione con l'altra persona, con le persone dell'altro sesso, se non si conosce, diciamo così, la propria
il proprio mondo emotivo, ecco, la gestione dei propri sentimenti, poi diventa, come dire, molto più complicato stare in relazione con gli altri. Quindi insomma è un argomento molto ampio e necessario. Io ricordo con tantissimo piacere la fame di conoscenza che avevano questi ragazzi in seconda, in terza media, in prima superiore, avevano una necessità di conoscere questi argomenti e una fame veramente di conoscenza, perché effettivamente il loro unico insegnante era Dottor Google. Però è chiaro che trovano delle informazioni che sono veramente povere, non mediate da un altro adulto, dall'esperienza di un adulto, non sono calate dentro la relazione, perché nel momento in cui si entra in relazione con dei ragazzi, con una classe, con dei gruppi, chiaramente la formazione poi viene fatta sulla base di quelle persone lì, delle loro curiosità sociali, cioè del loro stare insieme come gruppo. Quindi era veramente importante. Invece purtroppo c'è disinvestimento rispetto a questi temi nelle scuole, si investe sempre meno e poi i ragazzi, diciamocelo, si formano in internet, dove il primo accesso, diciamo così, cercando parole quale sessualità, diventa poi la pornografia, cioè che è tutto l'opposto rispetto all'educazione sessuaffettiva, cioè lì hai veramente la distorsione di quello che poi invece è il mondo affettivo e sessuale. Quindi sarebbe importantissimo investire molto in queste tematiche. Lo facciamo anche adesso per il mio ruolo di appunto consulente dell'associazione Oltre l'Indifferenza, che è un'associazione di familiari appunto familiari di persone adulte con disabilità, che cercano di lavorare allo sgancio, diciamo così, dei propri figli dalla casa di origine a una nuova abitazione in autonomia. Anche con loro si parla di affettività e di sessualità. Uno degli strumenti utilizzati nell'ambito della disabilità per misurare appunto i risultati di crescita si chiama quality of life, no? Qualità della vita. È uno strumento che serve a misurare una serie di parametri, tra cui anche la soddisfazione del proprio mondo affettivo, relazionale e anche, perché no, sessuale. Quindi io dico sempre, quando qualcosa funziona anche nel mondo della disabilità, è il caso di applicarlo anche a tutto il resto. Quindi andiamo a misurare la qualità della vita dei nostri adolescenti, preadolescenti, e andiamo a vedere qual è la qualità appunto del loro mondo affettivo e sessuale. Il problema è che dobbiamo educare i genitori, perché proprio alcuni genitori di questi ragazzi, come li chiamo io, diversamente agili, nel momento che questo ragazzo o ragazza ha lo stimolo, si vergognano. E la prima cosa, bisogna portarlo dal psicologo. Allora io gli ho detto a una mamma: scusa, ma guarda che è normale, cioè non è che ha bisogno, poveretto, ha uno stimolo, ha più di 20 anni, cioè è una persona normale, perché? Ecco, questa paura, infatti io vedevo come lo riguardiva proprio in maniera anche forte, come facessi un gesto che per lui, poveretto, era normale, in quel momento l'impulso era quello. Ecco, dottor Busato, non è che anche questi genitori dovrebbero capire di iniziare ad affidarsi a delle persone competenti, portarli da chi di dovere, conoscere soprattutto il corpo, siete voi in prima linea, dopo viene tutto il resto, ma dovrebbero iniziare ad avere dei percorsi, specialmente in queste situazioni, di aiuto. Ecco qua il problema dell'aiuto alla famiglia, dell'investimento nella famiglia, quando si creano questi problemi, che non sono problemi, per loro è un problema. Invece è una cosa normale che però va spiegata nella maniera corretta. Ma perché siamo così chiusi? Abbiamo paura di tutto, ci vergogniamo di tutto? Non tutti, ma perché non voglio sparare nel mucchio. Però la maggioranza è così, mi vergogno. Vedo mio figlio che fa una cosa che io non condivido, non si può fare. Ma come non si può fare? Ecco, l'atto sessuale, l'atto di impulso che tu in quel momento ti emoziona, provi un qualcosa, va represso. Ecco, è questo che non riesco a capire. Io credo che ci siano
anche in quest'ambito dei lavori grossi da fare, di dare un supporto. Ma per esempio, no, quando si parlava dell'attività nelle scuole, io mi ricordo che 15-20 anni fa c'erano molti progetti all'interno delle scuole medie, superiori, dove si andava a parlare giustamente, come Marco diceva, ecco, di affettività e sessualità, perché non sono due cose disgiunte, si parla di genitalità, ma di sessualità, che è un termine molto più complesso e che comprende molti aspetti, ma si facevano mediamente 4-5 interventi in diverse scuole. Poi ultimamente non si sente più parlare di questo e io credo che anche le famiglie si sentano un po' a disagio, perché prima anche loro stessi magari non hanno mai affrontato questo aspetto di sessualità. Io vedo che molte fanno fatica a parlare anche con il proprio partner in maniera libera anche dell'aspetto di affettività, di sessualità. Si parlano di tante cose e poi soprattutto adesso c'è il terzo incomodo, che è il telefonino, che sostituisce anche i dialoghi, per cui diventa ancora più difficile parlare, e questa difficoltà nel parlare si ripercuote poi anche nei figli, perché i figli hanno anche loro la difficoltà di approcciarsi, perché sono sempre magari legati, no, al telefonino e vedono quello. Quindi bisogna trovare, i genitori devono fare un grosso lavoro di trovare delle modalità di interagire e anche di, se non sanno le cose, come dicevi, bisogna affidarsi a qualche professionista che dia una mano in questo, e quando non può intervenire chiedere l'aiuto, perché altrimenti il termine, sai, che a me piace poco usare, ma lo sto vedendo molto, l'autoreferenzialità oramai è di moda, ecco, molti si credono già, non hanno bisogno di supporti all'esterno perché credono di valere meno, o credono, no, magari cercando un aiuto esterno, di sentirsi meno genitori. In realtà invece dovrebbero sentirsi ancora molto più genitori, perché mettono in primo posto non loro stessi ma il figlio in questo caso. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto vorrei salutare i tuoi ragazzi che sono i telefoni, che sono giovani, sono educati, sono bravi, perché quando che telefoniamo noi altri veci che non capiamo bene le robe, con calma mi insegnano, ti ha di fiori che sei bravissimi, e la tua è proprio una famiglia, perché i fiori hanno gli altri, mi ascolta, mi saluta e mi rispetta intanto. E dopo, il discorso dei fiori, di far fiori, bisogna dargli le condizioni a una famiglia, non che sia non che sia caso, ma ne cosa si poteva parlare. I psicologi per i fiori. Mirella, a 27 anni, avevo 3 fiori, 3. Non mi insegna niente a nessuno. Quello che devo imparare a dare vita, dare strada, vi spiego. Un figlio è il suo percorso da fare. Il percorso della vita che ti insegna tutte queste robe. Non ti ha bisogno dei psicologi, adesso i psicologi. Che sai una volta che tu sei pesci o va a mangiare. Adesso vogliamo che i fiori crescano come che vogliamo noi altri. È sbagliato, perché vive su un altro mondo, un'altra epoca, i telefoni, i nonni, i scherzi, i tutto. Allora, perché mi da piccolo non avevo, va bene, è una cosa così. Anche la possibilità di capire ora cosa che queste robe. Un po' alla volta, facendo un passetto alla volta nella sua vita, vede qualcuno che sbaglia, bisogna che la famiglia che sta da Dio, ma non può insegnare che la famiglia che sta da Dio, perché la famiglia è un suo dovere, uno che ha fiori, bisogna che pensa alla sua famiglia, ai suoi fiori, e se è una roba normale non avremo da insegnargli, questo voglio dire. E dopo i fiori bisogna che impara, che passa, sbagli, non sbagli, i fiori non sono cattivi, i fiori si è data anche al mondo che ha vicino, l'occasione che da a 13 anni va in discoteca, 12, 13, io che andavo in discoteca una volta e ci andiamo, perché i fiori sa tante robe, fa questo, fa quello, ma dobbiamo dare anche questa possibilità. Bisogna, quando che sei da fiori, se
in possibilità ti resta Dio, ti insegni i basi principali della vita, educazione, volere bene al prossimo, fare robe giuste, cercare di sbagliare manco possibile, perché tutti dobbiamo sbagliare nella vita. E sbaglio ti impara a crescere, perché continuare a fare una volta sul Dio, ti impari. E voglio dire che è la vita che ti insegna tutte queste robe, non vi occorre professori, perché siamo nati tutti, noi abbiamo corso dalla vita, e la vita è una sola, Mirella. Bisogna che ti arrivi per quello che ti dà, per accontentarsi, cercare di dare sempre il meglio, però le difficoltà che fa crescere, i dispiaceri, tante robe, fa parte della vita, e la vita è quella, e robe belle e robe brutte. Cara Mirella, ti saluto e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie, grazie caro Rinaldo. Marco Scolese, però è anche vero che è un momento drammatico per i giovani, soprattutto per quei giovani che non riescono a difendersi. Ecco, io non cito nessun caso, ma è all'ordine del giorno questo sfruttamento di fragilità da parte di italiani. Una volta andavano all'estero, adesso li hanno in casa, perciò è facile, ecco, fermare la fragilità, impossessarsene per la questione di soldi economici. Ecco, queste persone vulnerabili, molto fragili, e poi capite bene, quando uno si rende conto veramente di cosa sta succedendo, questo può succedere a chiunque, alle forze dell'ordine, al cittadino normale, va fuori di testa, perché tutti abbiamo un corpo, una mente, un cervello, e ognuno ragiona nella propria maniera. Non è un pericolo anche questo, che forse qualcuno, anche qua, fai fatica a parlare dell'abuso sessuale da parte di persone al di sopra di ogni sospetto, magari dei rispettosi padri di famiglia, perché se ci sono le prostitute o i prostituti, c'è anche perché c'è una domanda e non viene fatta di sicuro, e poi arrivano a casa e sono quelli che poi criticano e fanno la morale. Non pensi che sarebbe il tempo di capire cosa sta succedendo prima che questa società cada nel degrado più totale, anche culturale? Assolutamente. Allora, ci sono diversi fattori che io, come dire, osservo e che secondo me vanno tenuti in considerazione. Il primo è il tempo, cioè manca tempo da dedicare alle relazioni, manca tempo libero, cioè tempo in cui si può stare insieme, si può chiacchierare, ci si può confrontare, si può andare a trovare un amico, si può stare in famiglia, si può passare mezz'ora in più con un figlio, si può fare un'uscita. Questa dimensione del tempo libero è sempre meno, perché siamo tutti sempre più occupati a lavorare, ma non perché come dire, ci appassiona il lavoro, perché è diventato necessario, cioè il modello economico che abbiamo messo in piedi si regge solo se lavoriamo continuamente, e quindi togliamo tempo alle relazioni, tempo appunto alla vita, che diceva Rinaldo è una sola, no? Togliamo tempo alla vita per dedicarla alla vita lavorativa. Io ricordo quando ho iniziato a lavorare, ormai 30 anni fa quasi, ok, la generazione prima della mia diceva: faccio il sacrificio 2, 3, 4, 5 anni, metto da parte abbastanza e poi mi basta mantenere, ecco, il lavoro. In casa lavorava una persona. Negli anni successivi, quando io ero alle prime armi nel mio lavoro, si decideva all'interno della coppia se lavorava di più il marito o di più la moglie, in base a chi dei due aveva lo stipendio migliore, e l'altra persona poteva dedicarsi di più appunto alla casa. Oggi non puoi fare più questa scelta. All'interno di una coppia devono lavorare entrambi, o a fine mese non arrivi, e quando devi lavorare entrambi significa che esci al mattino alle 8, rientri alla sera alle 6, alle 7, e chi ci sta nel pomeriggio con i figli? Chi è che sta con loro a fare i compiti, che poi è non tanto per i compiti, ma perché è il momento in cui viene fuori magari la chiacchiera, viene fuori la preoccupazione che riesci a raccogliere e approfondire, è il momento in cui riesci ad ascoltare se i tuoi ragazzi hanno una necessità particolare, se gli è successo qualcosa a scuola non viene fuori subito, viene fuori un po' alla volta, ci vuole appunto il tempo. Viviamo in questo modello economico dove bisogna correre
lavorare e poi non ci basta diciamo quello che guadagniamo per arrivare alla fine del mese, non abbiamo un minuto di tempo libero da dedicarci appunto tra di noi alle relazioni, e da questo nascono tutta una serie di problemi. Ragazzi non ascoltati che poi per farsi notare vanno facendo, la semplifico un po', però vanno poi facendo le baby gang in giro, è un modo per farsi vedere perché nessun adulto li sta vedendo, perché questi sono lasciati da soli, ma non perché i genitori siano cattivi, semplicemente i genitori sono impegnati a tempo pieno a lavorare, a cercare di sbarcare il lunario. Poi quello che accade è che quando c'è un problema non si riesce come dire, ad accoglierlo e a risolverlo all'interno della rete sociale, no? Il cugino, lo zio, l'amico, ma poi bisogna, come diceva Rinaldo, andare dai psicologi, cioè è come se non fossimo più in grado di crescere i nostri figli, abbiamo bisogno sempre del professionista esterno. Perché non siamo più in grado? Forse perché non abbiamo il tempo anche per dedicarci a essere dei genitori e quindi anche a formarci per essere dei genitori migliori. Quindi questo è un altro aspetto. Poi ancora deleghiamo appunto all'esterno ai professionisti una serie di cose, però quello che accade poi nei nostri territori, e leggevo un report l'altro giorno del centro studi della CGIL, i consultori nella nostra provincia sono passati da 41 a 17, quindi significa che quel presidio di prevenzione che era fondamentale sta scomparendo. Quindi i problemi dove vengono raccolti? Secondo me finiscono in piazza, ma finiscono in piazza nella peggiore delle maniere, con i ragazzi che vanno facendo danni e disastri e non c'è un luogo dove accoglierli. Cioè, dove li raccogliamo queste difficoltà? Dove raccogliamo questa rabbia che viene espressa dai giovani? In che modo riusciamo a canalizzarla? Quando 20 anni fa appunto facevo l'educatore, cercavamo di canalizzarlo nelle attività artistiche, musicali, si facevano i concerti, si cercava di far esprimere l'arte attraverso, facevano i murales, i graffiti, no? Cioè, cercavamo di canalizzare un po' questa spinta vitale dei giovani all'interno dell'arte. Adesso vengono meno i consultori, vengono meno i progetti giovani, vengono meno le attività sessuaffettive nelle scuole, vengono meno le attività extra, vengono meno i genitori che sono impegnati a tempo full time, ok, nei loro lavori, e sti ragazzi è chiaro che poi sono in giro a far disastri, non hanno nessun luogo. Gian Domenico da Montebelluna, ciao Gian Domenico. Ma buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare un attimo con il signore che sta parlando adesso, perché io sto vedendo la televisione. Un buongiorno anche a lei. Buongiorno. Ma io non sono mica tanto d'accordo con quel signore lì, perché nel momento in cui viene messo alla luce, tra virgolette, il figlio, lo sappiamo cosa dobbiamo fare. Non è una scusante dire dobbiamo lavorare, perché non ce la faccio ogni fine mese, allora cominciamo un po' a stringere i cordoni della borsa su certe cose. Presumo che un figlio sia più importante da seguire. È cambiata così tanto la vita in 40 anni. Sono sempre le istituzioni e non c'è la scuola, forse non c'è più serietà per voler andare avanti. Secondo me un figlio va seguito sempre, punto. Non scarichiamo, è troppo semplice. Guardi, io sto vedendo, cambio un po' da palo in frasca, sto vedendo, andiamo a mangiare la pizza fuori, questi bimbi di 4, 5 anni, 6, quei genitori, allora i due genitori col cellulare, il bimbo col gioco, il cellulare e il cane. Allora il cane gli danno l'acqua, gli danno questo, non parlano con i suoi figli, ma dove stiamo andando? La colpa non è dei bimbi, la colpa è dei genitori. Non diciamo sempre che scarichiamo perché dobbiamo lavorare e guadagnare. Guadagnare per cosa? Basta così, e buona giornata a tutti. Grazie Gian Domenico, una telefonata importante quella che hai fatto e ti ringrazio. Allora, rispondendo anche a Gian Domenico, ma ritornando al discorso che io dicevo, la pericolosità di queste malattie trasmissibili, molto pericolose, tanto è vero che sono in aumento ma nessuno ne parla. Io ho avuto
delle persone che si occupano appunto delle associazioni di questo, e soprattutto quel pericolo che arriva in casa che tu non sai che è tuo marito, soprattutto questi rapporti non protetti molto richiesti, ecco qua anche questa è una cosa che preoccupa molto, e soprattutto non voler parlare di queste cose. È come se la cosa non ti riguardasse e magari ce l'hai in casa e non lo sai. Ecco, eppure siamo nel 2026, specialmente questa persona adulta sa benissimo il rischio, sa benissimo che molte volte a casa c'è una famiglia, ci sono dei figli. Questo impulso irrefrenabile per fare qualcosa che sai che può fare del male a te e negare avere appunto questi rapporti appunto non protetti diventa un grande problema. Ma cosa si deve fare per far capire che quello che grazie alla scienza, alla ricerca e alla tecnologia mettono a disposizione puoi fare qualcosa senza creare problemi? Perché c'è questa indifferenza? Ecco qua, oltre l'indifferenza della responsabilità che tu devi avere. Ma io credo che da una parte manca l'informazione, perché non credo, ecco, che se una persona sapesse i rischi non solo per se stesso ma anche magari per la moglie o viceversa o per il marito che può trasmettere, forse magari ci penserebbe a questo. Quindi un po' di faciloneria, ecco, questo, il non pensarci, oppure mettere in primo piano l'aspetto, tralasciare l'aspetto razionale e mettere in primo piano l'aspetto istintivo, no? Esatto. Perché bisogna quasi provare la trasgressione e avere questo, senza pensare che poi però posso portare delle conseguenze che possono essere anche delle conseguenze, per esempio del papillomavirus. Noi sappiamo, no, che è la causa del tumore della cervice. È vero, c'è il vaccino, altro, ma bisogna sempre usare l'aspetto della testa. E bisogna però conoscerle le cose, perché come dicevi all'inizio, no, se non si conosce io non so cosa possa essere, quindi vado avanti per la mia strada. Per cui anche approfittare di iniziative che ci sono, perché ci sono, ecco, iniziative anche organizzate dai comuni, da associazioni e altro, dove si parla di prevenzione oncologica, si parla di tanti aspetti, ma magari alla fine io vedo che è sempre difficile uscire, e poi magari ci sono molte donne con pochi mariti, perché la figura, no, sembra quasi che il marito che va a ascoltare queste cose non vada bene, ecco, non una certa mentalità. In realtà invece è estremamente importante, perché giustamente se io so qualcosa magari ci penso due volte, no, prima di fare. E quindi la cosa secondo me fondamentale è l'aspetto dell'informazione che bisogna curare, ma bisogna anche stimolare le persone ad uscire. Se io riesco a coinvolgerle, ecco che in questo modo riesco magari anche non su 100, ma anche se riesco a fare una prevenzione su 10 è già un qualcosa di importante questo, perché sono aspetti che poi vanno col passare del tempo, ma io non lo sapevo, non avrei mai pensato, per cui l'aspetto medico, anche con il medico di medicina generale, che è sempre un ruolo difficile, perché sappiamo quanto sono impegnati, quanto il loro ruolo ormai è diventato di burocrazia. Una volta il medico andava in casa, adesso pochissime volte, o quando andavi ne parlavano insieme. Adesso è tutto molto più rapido e si è persa anche questa figura fondamentale, a mio avviso, perché lì era l'interfaccia tra la parte scientifica, sanitaria e le persone. Il primo approccio, perché magari da me vengono quando hanno problemi e riesco a fare poco, a meno che non vada in giro a parlare, che è un ruolo che io questo cerco di avere e a cui tengo molto, perché come già dicevo, secondo me la prevenzione con l'informazione è fondamentale. Gianfranco Valeri da Cessalto, ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti.
Ecco, volevo dire ai suoi ospiti, io sono un anziano di 77 anni e ho visto una trasformazione pazzesca e le ripeto 3 cose che ho visto. Ecco, io ho fatto 42 anni e sempre indossato la divisa. Si immagini che la prima cosa che ho notato quando hanno eliminato il servizio militare. Ecco, il dottore quando si andava anche a fare il servizio militare si faceva la visita, tutto, erano anche visite, e poi quando si andava si faceva il corso, io ho fatto il corso che ci spiegavano certe malattie, certe cose, cosa succedeva, e questo è sparito. E poi uno andava via ragazzo, veniva a casa, finito il militare, veniva a casa uomo, sapeva cos'era la disciplina, il svegliarsi all'ora, l'appuntamento, questo, l'altro. Poi quando facevo un'altra, sempre indossando la divisa, sono da carabiniere, sono passato come vigile, ecco, in questo periodo, i primi anni, in questo periodo lei vedeva piazze, vedeva tutti i ragazzi che andavano, si univano e c'era un fuori al sole a qualsiasi ora, non si chiama, la gente veniva addirittura in ufficio da me, diceva i ragazzi lì fanno troppo rumore, erano sempre fuori, sempre fuori. E poi i genitori stessi venivano, oppure ci trovavano per la strada così, come si comporta mio figlio, com'era mio figlio, cos'è. Quando poi con gli anni passati, gli ultimi 20 anni, adesso io 15 anni, perché sono anziano, sono via, però gli ultimi anni era impossibile. Da quando sono inventati i telefonini, io ho chiamato subito, mi ricordo quella volta la Mirella, mi sono accorto che qui il web farà più danni della droga. Se lei viene fuori non c'è nessuno, sono tutti dentro in casa che giocano, hanno il cellulare in mano, e poi alla sera, giustamente come diceva il suo interlocutore prima, dicevano si trovano alla sera ma non parlano alla sera, non parlano perché la mamma ha il telefonino, il papà ha il telefonino, questo ha il telefonino, l'altro ha il telefonino. E poi l'ultima cosa, è sparito il no. Il no non esiste più. Non esiste più il no. No. Se un ragazzo decide di andare, non esiste il no. Una volta era il no, sapeva cosa vuol dire il no. Adesso il no è sparito dal vocabolario. Ecco, e questa è una mia testimonianza da anziano. Volevo il vostro parere, buongiorno, grazie e buon lavoro. Te lo daremo subito dopo, Gianfranco, la pubblicità. Allora, sentiamo come rispondiamo al nostro Gianfranco Valeri da Cessalto, ecco, e soprattutto l'importanza di capire i valori della persona, i valori del corpo, il valore dell'emozione, il valore anche di questo rapporto, ecco, questo libro che io leggo, avete sentito, ecco, l'inizio del rapporto affettivo che poi diventerà anche sessuale, ma si inizia ad avere le emozioni, sentire la lontananza, non veder l'ora di abbracciarsi. Ma io lo dico sempre, voi lo sapete a casa, e lo dico anche stamattina sia al dottor Busato che a Marco Scolese. La prima cosa che vedo nei ragazzi quando si incontrano, indipendentemente ragazzi o ragazzi, persone, è che si toccano, si abbracciano. Cioè questo contatto fisico è fondamentale. La prima cosa che fanno quando si incontrano, si abbracciano. Quanto importante è il contatto anche fisico? Capire che stai stringendo un qualcosa di delicato, di fragile, col quale poi avrai un rapporto, se funzionerà. Ecco, queste prime cotte, diciamo così, giovanili, ma devono essere accompagnate. Io non posso sentire una mamma che dice il fidanzatino di mia figlia a 12 anni. Ma stiamo scherzando? Ma come si può dire il fidanzatino di mia figlia a 11-12 anni?
Mio figlio si fa uno sprizzetto, una canna, tanto l'ho fatta anch'io quando avevo la sua età, non è un problema. Cioè, capite che questo vuol dire passargli il cerino perché non vuoi affrontare il problema. Allora l'unica cosa che posso fare, come dice anche Valeri, il no diventa un problema perché lo devo spiegare, e sì, accettare qualsiasi cosa che faccia tuo figlio o tua figlia va bene perché non vuoi creare problemi. Dottor Busato, cos'è che la preoccupa più di tutto? Ma se io, riprendendo quello che il signor Gianfranco aveva detto prima, no, non esiste più il no. Ed è vero, tutto sommato, o meglio, in alcune circostanze è più facile, come dicevi, dire sì o non, giustificare, lasciare che uno faccia, perché un no costa fatica, un no devi mantenerlo, devi spiegarlo, devi giustificarlo e poi devi continuare a restare in questa linea, per cui ti impegna molto. Io credo che bisogna cominciare ad appropriarsi di quell'aspetto che oramai abbiamo messo da parte, che è l'affettività. L'affettività tra coniugi, ecco, no? Perché molte volte, ecco, è importante anche che i figli vedano, no? I due genitori che si abbracciano, si danno un bacio, che trasmettano il loro amore anche attraverso il contatto fisico, che non è il contatto sessuale, quello viene ma in una fase, no, successiva. E questo aspetto secondo me è estremamente importante. Molti ragazzi manca l'aspetto affettivo, dopo lo cercano, no? Come dicevi, loro si toccano molto tra di loro, no? Questi gesti, ecco, che fanno, è una ricerca anche del contatto fisico del corpo, che però bisogna, ecco, valorizzare e cercare, forse anche noi come genitori, noi anche come professionisti, quanto più possibile di far sì che questo aspetto venga valorizzato. L'altra cosa che secondo me è importante è cercare di spiegare a questi ragazzi nei modi, ecco, che abbiamo a disposizione, e qui sì però devo dire che devono intervenire le istituzioni, perché sono loro che devono all'interno delle scuole far passare i progetti, all'interno di alcune realtà far passare questi progetti dove lo specialista, ecco, non è che deve insegnare, però deve cercare di dare tutte le possibili informazioni affinché le elabori poi il ragazzo e cerchi di farle proprie. Perché è vero, mi pare Rinaldo, no, diceva all'inizio, noi non abbiamo mai usato gli psicologi, altro, ma siamo in una epoca che è completamente diversa rispetto agli anni che furono. Io mi ricordo che quando ero ragazzino c'erano anche gli zii che mi dicevano no o altro, oltre che i miei genitori, i nonni. Adesso magari in molte famiglie, io le vedo, quando hanno i figli sono proprio da sole, perché i nonni sono in altre parti e magari vengono su un po', dopo devono ritornare al loro paese, hanno qualche aiuto di qualche familiare se sono fortunati o di amici, quindi sono soli anche i genitori, per cui è estremamente importante secondo me cercare di dare un supporto, perché se le istituzioni non investono sui due grandi pilastri della nostra società, che sono l'aspetto, ecco, della scuola oltre che quello della sanità, certo, perché insomma io credo che è estremamente importante. Ma sono legati, sono legati uno con l'altro, certamente. Non c'è niente da fare. Certo. Abbiamo Maurizio da Conselve. Ciao Maurizio. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io cosa devo dire qua? Devo dire che la gioventù moderna di adesso purtroppo è fallita. Perché è fallita? È fallita per il semplice fatto che le famiglie non sono in grado di fare i genitori, ok? Ecco, allora, in tutto e per tutto, prima di tutto vengono su troppo viziati, anche il professore lì che naturalmente sta ascoltando, sono troppo viziati, professore, per quanto riguarda, li viziano troppo. E viziandoli troppo non sono più capaci di tenere a bada i figli, parlo dei genitori in questo caso, ok? Li viziano su tutto, vogliono tutto, mamma comprami questo, papà comprami quell'altro, voglio lo scooter, voglio il monopattino e dopo chissà che cosa gli compreranno. Sempre sto sì. Anch'io sono d'accordo col signor Valeri quando ha detto prima che purtroppo il no non esiste più. È vero, perché
perché se esistesse il no, forse ancora i genitori di adesso terrebbero a bada i figli, ok? Ecco, io mi ricordo che mio nonno mi diceva sempre che per raddrizzare un albero bisogna raddrizzarlo quando è piccolo, non quando è grande. Ok? Non so se siete d'accordo. Io lo concordo pienamente questo discorso. Comunque, alla fine di tutto, dopo attenderò le vostre risposte, io credo che in questi ultimi anni, purtroppo, la gioventù, abbiamo perso i ragazzi, si sono persi quei telefonini e quant'altro. Ecco, attendo vostre risposte e buona giornata. Grazie a Maurizio. A Marco, come commenti questa telefonata? Allora, Maurizio a Maurizio dico che in ogni epoca c'è stata una gioventù fallita, ok? Cioè, nel senso, siamo noi adulti che non riusciamo a comprenderli fino in fondo e quindi li consideriamo falliti i giovani. Invece in realtà questi giovani hanno grandi potenzialità che però noi adulti non riusciamo a volte ad evidenziare, a valorizzare, a far emergere, e c'è sicuramente da parte invece degli adulti e dei genitori una grossissima difficoltà, che non sanno stare al passo con i nuovi giovani, ok? E come diceva il dottor Busato, c'è la solitudine dei genitori. Questo è un elemento che sempre meno viene considerato, eppure è potentissimo. Io prima dicevo la mancanza di tempo perché sono impegnati a lavorare, ma la mancanza di tempo perché i genitori sono costretti a lavorare a tempo pieno perché sennò non si sbarca di riferimento, i consultori vengono meno, i servizi di prossimità come i consultori, viene meno il tempo dei genitori da dedicare alla famiglia, la rete sociale prossima alla famiglia è sempre più frammentata e quindi i genitori sono sempre più soli. Ti credo, come dice Maurizio, che poi gli si dice di sì ai figli, ma perché non si ha più la forza per sostenere un no, perché un no va sostenuto, si fa prima a dire di sì, ma perché non ce la facciamo e molliamo, ok? Allora, io però lancerei una lancia a favore anche di queste, specialmente donne. Ecco, gli uomini, specialmente le donne, perché scusate, ma sono quelle che lavorano 3 volte quello che fa l'uomo e bisogna dirlo, io le ringrazierò sempre. Allora, io vorrei capire che qualcuno mi spiegasse anche per la legge cosa vuol dire lavoro usurante. Allora, pensiamo alle donne nei supermercati, ad esempio. Ecco, dietro questi banconi, dove tu dal lunedì alla domenica sono sempre aperti, dove fanno dentro e fuori queste celle frigorifere in continuazione, dove tagliano questi salumi anche molto pesanti, formaggi, tutto questo. E quando io parlo con loro sono distrutte fisicamente. E poi mi dicono, sai Mirella, dopo vado a casa e mi resta tutto l'altro. Allora, tu spiegami, qualcuno deve spiegarmi, come fa questa povera donna che si alza alle 6 del mattino, con una giornata lavorativa, non impegnativa di più, riuscire a casa poi a parlare, ad ascoltare, perché già lei è distrutta. Io le vedo. Sono distrutte, devono avere sempre il sorriso, devono essere sempre... Cioè tu non puoi pretendere di lavorare in queste condizioni, perché non ce la fai poi a fare... Una volta, è vero, ma l'hai detto anche tu, lavorava uno e la donna era a casa, oppure aveva l'orto, va bene, nelle campagne si lavorava, ma c'era questo sempre bambino vicino, seduto vicino a lei, che cresceva e lei lo guardava, e se non lo guardava lei c'era il vicino che lo guardava. Dove va tutti CEO da ste parti? La famosa frase, c'era sempre un occhio. Adesso poi nel stesso palazzo non si conosce. Ma quello che mi spaventa è a livello psicologico, dottor Busato, queste donne che non hanno neanche il tempo di curarsi. Vai a fare, io le conosco, siamo anche amiche con tante, sei andata a farti la visita, e Mirella quando? Domandare un permesso diventa un problema. Ecco qua, anche il problema del proprio corpo, è il rapporto. Vai a letto con tuo marito, io sento tantissime donne non hanno neppure più rapporti, ma non sono neanche più richiesti, non gliene frega più niente. Quando ero giovane facevo che robe. Ecco, dottor Busato, cos'è il sesso di una certa età e soprattutto l'emozione? Ecco, questo lavoro frenetico, io raccontavo che sono andata su un paesetto, lo dico ai miei ospiti, voi lo sapete a casa,
ho visto una colata di cemento su un paesetto che hanno fatto un centro commerciale enorme, che quando passi ci aiuto, dove sono? A chi serve? Ma a chi serve sta roba? Stiamo diminuendo come popolazione, abbiamo sempre meno soldi in tasca e aumentano queste offerte, ma non è l'offerta, è la colata di cemento che è importante, è là che ho preso i soldi, poi dentro metteremo qualcosa, perciò non abbiamo fatto le strade, non abbiamo fatto le bretelle perché abbiamo già cementificato e dentro ci mettiamo ste persone, 24 ore su 24, perché fra poco si chiuderà a mezzanotte. Era stato fatto un referendum, era stato detto no all'apertura domenicale, è stato stravolto perché c'era già il business delle multinazionali, sapevano già, però hanno fatto finta di sentire la nostra voce e poi è cambiato tutto. E adesso abbiamo una solitudine pazzesca, una mancanza di emozioni, una mancanza di rapporti anche effettivi tra marito e moglie perché siamo troppo stanchi tutti e due e poi magari esco, vado da un'altra parte. Dottor Busato, ma allora a chi dobbiamo dire? Perché rispetto del corpo vuol dire salute, perché poi arriviamo in ospedale e delle volte è troppo tardi, come dice lei, perché non conoscevo, non sapevo, non avevo il tempo di curarmi. Prego, dottor Busato. Ma io parto da una recente indagine che è stata fatta sull'adesione agli screening. Si è visto che in Italia, quindi in tutta l'Italia, chi aderisce allo screening è una persona su due, quindi il 50%. E questo, parliamo di screening, quindi che sono gratuiti e che hanno un'azione importante, che servono a prevenire alcune patologie. Pensiamo alla mammella e pensiamo all'HPV test, al Pap test, no? Che previene un tumore. Perché non si aderisce? Perché, come dicevi, probabilmente non c'è tempo, mi dimentico, dovevo andare, ho dimenticato, dopo lascio stare, ma sì, tanto sto bene, no? Chiedere un permesso è un problema. Chiedere i permessi è un problema. E quindi intanto si perde e poi magari ci si trova con il problema importante, no, della patologia oncologica, dice ecco se. Quindi abbiamo questo aspetto, ma è per questo che io credo sia importante, no, anche una mamma che ha un bambino piccolo a casa, dare dei tempi adeguati perché rimanga a casa e che ci sia dall'altra parte, perché è vero che Marco diceva, no, non si arriva a fine mese molte volte con il lavoro di uno solo. Se le istituzioni che devono credere nella natalità e non nella denatalità, perché senza natalità un paese muore, c'è poco da fare. E allora se io credo, investo, piuttosto che investire, no, sui cemento, di 3.000 centri che sono distanziati uno dall'altro di 300 metri, investo su questo. Allora diamo come fanno molti paesi del nord, ecco, no? A dare una sorta, ecco, fra virgolette, diciamo, di stipendio alla donna che possa rimanere a casa con il proprio figlio, educarlo ed anche sapere quindi dire dei no e non il sì perché è così stanca che non ce la fa. Esatto. Quindi in questo è estremamente importante l'intervento delle forze, ecco, cioè, della politica, perché senza di questo non riusciamo ad andare avanti. Ormai la tendenza si farà fatica ad invertirla perché il valore è così basso, dove riprenderla serviranno decenni, quindi è vero come dici, no, alla fine facciamo meno figli, siamo sempre in meno, perché anche si riduce, che senso ha aprire tutti questi centri? Investiamo in qualcosa che serve di più e soprattutto quando non c'è questa stanchezza si riprende anche l'aspetto affettivo e sessuale. Nel periodo del Covid ha creato, no, da si una ricorda, parte... dottore, che mi ha detto speravo tanto che nascessero più figli, è successo invece... il contrario, si ricorda? Sì, dottore? sì. Prego, mi ricordo, ecco, mi scusi, che quando me lo ricordo quando siamo visti che io credevo, appunto, no, essendo a casa, che ci fosse più possibilità. In realtà si è verificato il fenomeno inverso, ecco, che si sono ridotti forse per le paure, ecco. Però io credo che lì molte persone anche si sono separate perché hanno scoperto di dover stare, la vicinanza
non era prevista, perché uscivano al mattino, si ritrovavano la sera e così andavano avanti. Il fatto di ritrovarsi avevano perso tutta quella capacità di comunicazione, capacità affettiva, che invece secondo me è estremamente importante cercare di riprenderla questa, e bisogna, come Maurizio diceva, no? Lavorare sui giovani, su quelli più giovani bisogna cercare, ecco, di far capire, ecco, l'importanza di questo, e non il possesso della donna, ma deve essere un amore, ecco, un qualcosa, come leggevi, no? Nel libro, ecco, in quelle frasi che leggevi del libro, un qualcosa che piano piano si riscopre e poi porterà alla parte sessuale, ma non, deve esserci sempre la parte affettiva. Tanto è vero che il più bel periodo è il periodo dell'innamoramento. Certo. È quello, le emozioni che provi, è là la vera emozione. Poi arriva tutto il resto, però l'innamoramento è una cosa che ti coinvolge, che ti intriga, che è incredibilmente bella, questa è la verità. Nadia, vai Nadia! Ciao Mirella, Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. È giusto quello che ha detto il dottore, tante separazioni, e dopo ho visto tanti matrimoni tra il stesso sesso, ma tanti. Ultimamente ne ho visti tanti e anche ne conosco qualcuno. E questo accoppiamento, questo matrimonio del stesso sesso, dove fanno i figli? E dopo le separazioni, e dopo le morti di tanti giovani, perché guardiamo bene, sono mancati tanti e tanti giovani e continuano ancora. Anche un altro stamattina in autostrada. E non fanno figli e stanno bene. Guardi, io ho 2 figli maschi, uno di 49 anni, aveva una fidanzata quando aveva 26, è stato deluso, non ha portato più a casa nessuno. L'altro era sposato, si è separato, dunque io ho 2 figli maschi. Per fortuna che quello sposato ha fatto 2 bambini, ho 2 nipoti, per fortuna, però non vedo che formano famiglie, e adesso in questo momento ancora meno, perché lavorano e non hanno più, non so, è cambiato tutto, è cambiato il mondo. Nadia, buona mi senti giornata. Nadia? Mi senti? Sì. Allora, racconta, perché la tua è una testimonianza importante e fondamentale. Nadia è stata una malata oncologica, è riuscita a vincere la battaglia, ma quello che ha detto Nadia, che vorrei che ripetesse, è questa cura fatta proprio questi giorni che lei dedicava proprio alla cura di questo tumore, a viverlo. Ripeti Nadia, la medicina che prendevo dovevo prenderla con ottimismo. Ripeti Nadia quello che hai detto pubblicamente, prego. Io ho fatto la chemio, l'ho cominciata ottobre 2024 e l'ho finita a gennaio 2026. E niente, io ho accettato, andavo a fare la chemio e consapevole che dovevo vincere questo male, che non l'ho chiamato io, mi è entrato di colpo, perché però ero serena. Quando andavo a fare la chemio mi trovavo in famiglia, anche gli infermieri, i dottori, ma erano tutti gentili, gentilissimi, non ho mai trovato nessun screzio e sono rimasta, l'ho affrontato e sono guarita. Dopo varia da persona a persona, carattere per carattere, perché io non mi sono abbattuta. Quando facevo la chemio, venivo a casa, mi facevo da mangiare, accudivo mio marito e
e facevo tutto quello che facevo anche prima. Grazie, questa cara è la Nadia. mia testimonianza. Grazie di questa preziosa testimonianza, ecco perché ho detto evviva le donne, dobbiamo sempre ringraziarle. Pensate a queste cure che non sono cure da poco, lei lo sa, dottor Busato, che nonostante tutto cercano di guarire, cercano di essere ottimiste, tornano a casa, fanno tutto e sorride perché veramente è una bella testimonianza ed è guarita. Aveva un tumore al seno, Nadia. L'ha detto pubblicamente, l'abbiamo sempre accompagnata in questo percorso, lei ci chiamava, ci raccontava e soprattutto questa dottoressa che proprio pochi giorni fa l'ha chiamata alle 9:30 di sera, alle 21:30 di sera dicendole: Nadia, sei guarita, non c'è più, e perciò il giorno dopo Nadia ha chiamato. E volevo ringraziare anche questa dottoressa, questi medici, che capite la passione del lavoro, di dire a questa persona glielo devo dire che finalmente ce l'ha fatta. Prego, dottor Busato, poi la salutiamo. Sì, occupandomi poi prevalentemente dell'ambito oncologico, capisco, ecco, molto quello che ha vissuto Nadia e devo dire che mi ha colpito molto un aspetto che è stato un po' anche il comune denominatore di questo incontro, di questa oretta che abbiamo passato. Ha detto bene che si è trovata come in una famiglia. E il concetto di famiglia ritorna ancora anche in ambito ospedaliero, sanitario. Io ci credo molto perché e sappiamo, ecco, anche gli studi scientifici ci dicono che una persona che affronta la chemioterapia in maniera positiva, sereno, ecco, riesce ad affrontarla, la chemioterapia ha maggiore efficacia rispetto a chi si butta giù, si lascia già andare, e questo è un aspetto estremamente importante. Quello che è estremamente importante per noi sanitari, come diceva, è trovare un ambiente e creare noi un ambiente come medici, come personale infermieristico, per accogliere queste persone sapendo che sono in un momento difficile, in un momento di difficoltà della loro vita, per cui io mi metto al loro fianco, no? Alle volte io ci perdo la mezz'ora anche a parlare insieme, anche del più del meno, oltre che dell'aspetto scientifico, perché in questo modo loro si sentono anche accolte, si sentono persone, non solo ammalati. E se io riesco a fare questo, offro probabilmente anche qualcosa in più affinché loro guariscano meglio e affrontino meglio il loro problema. Poi sappiamo, insomma, la donna, no? Io ogni tanto quando faccio qualche incontro metto sempre una slide dove c'è un uomo che con la donna a fianco gli dice: preparami il testamento, sono per morire, e la donna che gli dice: guarda che hai 37,1 di temperatura, no? E questo lo sappiamo, cioè l'uomo a 37,1 è già quasi, la donna con 40 continua a lavorare, perché c'è una forza, ecco, diversa. Adesso non voglio dire di due sessi, però lo sappiamo, tu lo dicevi e io lo condivido, perché lavorando e vivendo ogni giorno con le donne, la donna lavora 3 volte, perché lavora al supermercato dove lavora, torna a casa, lavora, e poi magari anche i genitori da andare a trovare, accudire. E magari anche il marito che rompe, la diciamo tutta. Grazie, andiamo da Luciano, poi andiamo in pubblicità e salutiamo l'ospite. Ciao Luciano, da Desenzano del Garda, vai. Ciao Mirella, buongiorno agli ospiti, buongiorno al dottore. Buongiorno. Niente, volevo dire piccole cose. L'ultima, anch'io dottore, che fra 3 mesi ho 80 anni, a 35-40 anni, autista di autotreno, ho lavorato ancora con 38 di febbre, sono andato a lavorare. Niente, volevo dire Mirella, con tutti questi Maranza, questi giovani, bisognerebbe anche prima che diventano Maranza, mandarli quando hanno 13-14 anni, 4 ore alla settimana negli ospedali, mettergli un camice bianco, fargli fare un po' di pulizie, vedono le persone malate. L'ultimo, un'amica ho incontrato dopo diversi anni questi giorni, dice: ho tirato su il figlio benissimo, a 15-16 anni ho incontrato quelli che fumano, ho cominciato a fumare,
e purtroppo è così. Vi saluto, buongiorno, grazie Mirella, ciao. Grazie, ciao. grazie caro Luciano. Vuole dire qualcosa? Volete commentare qualcosa? Sì, allora, fra 35 anni, leggevo gli studi demografici, danno la popolazione italiana sotto la soglia dei 40 milioni, quindi dai 60 circa di oggi arriveremo tra 35 anni, nel 2070, a 39 milioni. Questo significherà una desertificazione sociale di intere aree, soprattutto le aree interne. Faremo quelle la più fine scomode. dell'Incas. Quindi sarà, diciamo così, estremamente pericolosa questa curva. Come facciamo ad invertirla? Servirebbero tante cose. Io ne dico solo qualcuna, magari ci sta ascoltando qualcuno che siede nelle sedie importanti a Roma, ma dovremmo veramente lavorare meno e guadagnare di più per le cose che ci siamo detti, no? Per liberare del tempo e poterci occupare di famiglia. Fermo, i giovani stanno dicendo questo, per fortuna. che lavorano per vivere, non vivono per lavorare, l'hanno fatto capire in tutti i modi e in tutte le generazioni le idee migliori e più brillanti vengono sempre dalle menti giovani, sì. Per cui non fatico a crederlo. Ecco, lavorare meno. Le donne guadagnano mediamente il 20% in meno rispetto ai colleghi maschi, qualcosa andrà invertito anche qui. I concedi parentali non sono paritari, cioè i papà hanno solo 15 giorni di paternità, perché non possono avere la stessa quantità di paternità delle mamme? Non è che lo richiedono anche molto, me l'hanno detto gli addetti ai lavori, comunque. Certo, però, non è che sia così richiesto. Però se c'è la possibilità, qualche papà comincia a dare l'esempio e un po' alla volta cambia la cultura anche lì, ok? Perché è giusto che anche i papà diano un contributo maggiore all'accudimento della famiglia. Ma non è che anche l'uomo, proprio uomo, certo, persona deve fare un po' un cambiamento culturale? Assolutamente. Perché noi vediamo sempre la donna in prima linea, facciamo fatica a vedere l'uomo in prima linea che si batte per queste cose, sempre associazioni femminili per la salute specialmente che sono in prima linea. Assolutamente, Mirella, io dico sempre, lo dico con una battuta, io sono stato cresciuto da una mamma femminista, per cui quando è stato il tempo di avere i figli io ho dato una mano tantissimo a casa, motivo per cui oggi riusciamo ad avere 3 figli, ok? La nostra famiglia, appunto, con 3 figli, i nostri coetanei difficilmente hanno 3 figli, siamo un po' una rarità tra i nostri amici, però io penso che sia stato tanto merito dell'educazione che ho ricevuto di dare un aiuto in casa, e almeno alla della pari. Persona femminile, certo, dalla mamma. Certo, ma ovviamente mi verrebbe da dire. E poi va un po' appunto cambiata la cultura, quella dei papà che devono ovviamente essere più presenti, e alla fine, anche per rispondere a Gian Domenico che diceva i figli vanno seguiti, certo che vanno seguiti e servono sacrifici e rinunce. Il problema è che probabilmente non basta più, serve veramente cambiare la cultura. Un indicatore soltanto: hanno smesso di fare figli anche le famiglie straniere, che per cultura erano più, diciamo così, propense a fare famiglie grandi. Adesso anche le famiglie degli stranieri cominciano ad avere un figlio, culturale, massimo anche 2. Grazie ai miei ospiti, veramente grazie al dottore Enrico Busato che è stato con noi, grazie Marco Scolese, vediamo se riesce a fermarsi un po', devo presentargli una persona, grazie, pubblicità. Saluto Matteo Tomasi, medico responsabile servizio 118 della Pedemontana Emergenza, perciò sentirete, ecco, proprio da Matteo, che ringrazio il dottor Tomasi di essere qui. Grazie a voi. Proprio per capire che dobbiamo veramente, prima di uscire, guardarci allo specchio intanto, prima roba, guardarci allo specchio, dirci, ascoltate Mirella, cosa vuoi fare questa mattina? Cosa vuoi rispettare? Vado in vacanza, bene, perfetto, hai tutto l'occorrente, sei a posto con tutto, perché non ne veniamo fuori, sentirete cosa dice il dottor Tomasi. Saluto e ringrazio Sara e Alessia Michelon, Ruote Libere, blogger, eccole qua le mie ragazze, sì però dovevate venire in presenza, mi avete tirato un pacco, numero 1, ma va bene così, pur di vedervi sono contenta, perché ho una bella cosa da raccontarvi e non vedevo
l'ora, ecco, di avervi ospiti per dirvela. Allora, partiamo però dal dottor Tomasi. Ringrazio anche Marco, grazie Marco Scolesi di essere rimasto con noi, perché appunto dovrò far vedere una cosa che tengo tantissimo. Allora, dottor Tomasi, cosa ci racconta? Iniziano le vacanze, anche poche, magari anche qualche giorno, fine settimana, magari esco, vado sul Grappa, non mi sono guardato allo specchio, perciò parto così. Com'è la situazione? Beh, la situazione la vediamo un po' su tutti i telegiornali, su tutti i media, che c'è un po' di superficialità, ecco, mettiamola così, mettiamo un po' di superficialità, un po' di sottovalutazione del rischio dell'ambiente montano, ma parliamo di ambiente montano perché noi abbiamo l'ambiente montano, ma anche l'ambiente lacustre, l'ambiente marino, cioè è tutto preso un po' sotto gamba, un po' alla leggera, un po' vabbè, andiamo. Il Monte Grappa in particolare è una montagna che viene considerata poco come montagna, perché 1700 metri non sono le cime dolomitiche da 3000, eccetera. Quindi è una montagna molto servita anche da strade, facilmente accessibile, vicina alla pianura, e quindi è una montagna che è considerata un gran parco giochi alla fine, un po' per tutti. Parto con l'infradito, chi se ne frega. Parto con l'infradito, vabbè, magari con l'infradito no, però non attrezzati, può capitare in ferrata, abbiamo 2 ferrate sul Monte Grappa abbastanza impegnative, e gente che va su in libera, gente che va su allegra, scarpette da ginnastica, molto... ne abbiamo di tutti i colori. Ma dottor Tomasi, mi scusi, ma è una cosa consapevole? Cioè il rischio dietro l'angolo lo sanno, perché non possono dire che non sanno la pericolosità, ne parlate, cioè c'è questa comunicazione, non possono dire che non c'è questa comunicazione. Lei ha parlato di superficialità, io parlerei anche di ignoranza, di sottovalutare il pericolo che hai dietro l'angolo quando esci di casa, questo fregarsene del rispetto non solo di te stesso ma anche degli altri, perché poi pensiamo, quando succede arrivano i soccorsi, sono dei soccorsi importanti, impegnativi, che hanno dei costi molto alti e anche dei rischi molto alti, e dei rischi, bravissimo, solo perché tu non sei stato attento a quello che dovevi fare. Allora ce ne prendiamo quei minori e poi abbiamo gli esempi degli adulti, no? Sono questi gli esempi. Prego, dottor Tomasi. Sì, allora diciamo così, la montagna in generale, no, la montagna è un ambiente ostile per definizione, cioè siamo lontani dai servizi, siamo lontani dagli agi, dalle comodità che abbiamo, possono esserci in pianura. Affrontare la montagna prevede un po' anche una conoscenza preliminare dei percorsi che dobbiamo fare. Quindi non partire così, andiamo a vedere se troviamo un sentiero. Dobbiamo conoscerlo il sentiero, dobbiamo conoscere dove parte, dove arriva, i tempi di percorrenza del sentiero, l'attrezzatura che ci serve. Ci sono vari tipi di sentiero, l'escursionista normale, l'escursionista esperto, il sentiero con la strada, con la via ferrata. Cioè, ogni sentiero, ogni itinerario ha una sua particolarità, ha un suo modo di essere approcciato, ma a parte l'approccio proprio del sentiero, ci sono anche altre variabili, cioè io come persona che devo affrontare quel sentiero, come sono messo dal punto di vista fisico, dal punto di vista psichico, sono allenato, sono tranquillo, posso andare, ho l'attrezzatura che mi serve, ho la conoscenza, ho letto, ho studiato qualche percorso, conosco il meteo, ho consultato i bollettini meteo, che anche questo è un problema abbastanza... A noi è successo, ricordo di un soccorso che siamo andati a prendere 2 persone in K-Way e scarpette da ginnastica sulla neve, sul Grappa, la risposta è stata: ma quando siamo partiti da casa c'era il sole. Sì, ok, a casa nel Padovano c'era il sole, in Grappa c'è la neve. Non è che ti rendi conto che non puoi puoi partire adesso così perché in provincia di Padova c'è il sole, ok. La montagna è un altro ambiente.
Dottor Tomasi, non è che forse si conosca proprio la parola montagna, perché noi vediamo che quando la gente va al mare, si portano via una montagna di roba, 4 paia di scarpe, di tutto e di più, i K-Way, la felpa. Quando si va in montagna si parte sempre con pochissimo, quasi niente. C'è questo, cioè non si riesce a capire veramente quando uno fa le valigie, si capisce dove sta andando, o anche per un semplice weekend quando parte da casa quello che serve. Cioè la montagna ha i suoi problemi, non pochi, ha le sue particolarità, e ha le sue particolarità. Perché si è così superficiale, mentre quando si va al mare valigie di roba che poi porti a casa che non metti neanche. Questa è una domanda che mi faccio spesso, come spesso si sente dire montagna assassina quando uno cade in montagna. Quanta gente cade in montagna e quanta gente annega al mare? Nessuno ha mai detto mare assassino. È vero. Okay? Parliamo sempre di montagna assassina. Sì. Qual è la differenza? C'è il morto annegato e il morto precipitato, sono morti entrambi, no? Quindi non vedo quale sia la differenza. Pure sulla bilancia pesa di più la montagna rispetto al mare. 10 annegati al mare, uno caduto in montagna, fa notizia è caduto in montagna, l'ha annegato al mare. È una cosa, è un fatto culturale, forse perché la montagna è meno accessibile, non lo so il motivo di queste... Però è una vera. Allora sentiamo anche Sara e Alessia Michelò invece, che hanno capito l'importanza di quando veramente si parte per una vacanza, per un qualcosa, anche un giro turistico. Andiamo a vedere cosa hanno fatto. Allora andiamo a vedere questo video a Tenerife. Amici, vi portiamo a fare una giornata ovviamente accessibile alla Tenerife. La giornata non può che iniziare con una bella colazione al Marisol, a Los Cristianos. Tutte le pietanze sono ad altezza comoda, ognuno può servirsi da solo. Dolce o salata che sia, ce la godiamo a bordo piscina. Già che siamo qui, relax in piscina, tra l'altro accessibile, sia con la sedia ad immersione che con sollevatore, che così ognuno può scegliere ciò che preferisce. E dopo un bel po', tra nuotate, schizzi, cascate d'acqua e chiacchiere, si sale sul motorino preso a noleggio e si parte verso la spiaggia accessibile di Las Vistas, ad Arona. Qui c'è un'area completamente dedicata alle persone con ridotta mobilità, con bagni attrezzati, spogliatoi e sedie job. Ali, bagnetta nell'oceano? No, perché c'è troppo vento, ma sto nella sabbia. Direi che per oggi abbiamo preso abbastanza sole, quindi torniamo in hotel. È ora di farsi la doccia e prepararsi per uscire. Se devo essere onesta, Ale, questo è il momento che aspettavo da tutta la giornata, la paella. Sempre la solita sei. Comunque a fine serata siamo tornati in hotel, dove i ragazzi di Corsabili si sono messi a giocare al biliardo e noi ci siamo godute la piscina di notte. E sapete qual è la sensazione più bella dopo una giornata così? La leggerezza. Ecco, questo per noi vuol dire vacanza, e la puoi vivere quando ti affidi a chi conosce davvero il luogo e le esigenze di accessibilità, come Barrera Zero. Allora, Sara e Alessia Michelò, intanto grazie di essere qui. Guardate che scherzavo prima, ma ci tenevo veramente ad avervi ospite, ma soprattutto per l'impegno e quello che veramente voi avete fatto, che spiegavo durante il video ai miei ospiti, l'importanza di uscire, di sapere come affrontare questo viaggio, questo percorso, avendo veramente Alessia, questa diversamente agile, che si muove con questa carrozzina, con la sorella che dice: ma perché mia sorella non può fare quello che faccio io? Però loro prenotavano, facevano, e poi quando arrivavano si trovavano che non potevano entrare perché c'erano le barriere architettoniche. Qui abbiamo visto una favola, o sbaglio ragazze? Grazie per questo video, c'è una favola. Il dottor Tomasi diceva: ma noi ce l'abbiamo quella roba là che abbiamo visto. Prego, chi parte? Sì. Dai Alessia. Vado io? Ok. Mamma mia, che strano. Vai, che strano, allora, che strano. Che strano. Noi di solito, quando andiamo in viaggio, dobbiamo stare molto attenti, dipende in che luogo visitiamo, perché noi dobbiamo fare tante ricerche prima di andare in qualche luogo, perché così
se vediamo le informazioni che sono veritiere, ti godi di più la vacanza. Tenerife è stata una vacanza totalmente fruibile e ho potuto andare anche sulla moto d'acqua, che vedrete, quindi è totalmente accessibile. Alessia, scusa Alessia, ma ho visto tua sorella, il moroso dove è la tua sa? Non c'è, ma oggi non c'è. Come no, spiega, c'è ma non c'è, aspetta. C'è ma non c'è. Vai. Spiega Alessia. A Tenerife non c'era. Comunque anche Tenerife è una vacanza totalmente accessibile. Sì, loro passa il Cerinti, te si fumati Alessia, te la passa il Cerinti. La maggior parte dei luoghi e delle esperienze accessibili, bene, infatti c'erano tantissime persone Sara, con disabilità. Non mi senti, forse la voce arriva in ritardo. Allora Sara, spiega, intanto grazie Alessia, perché sembrava strano che non aprissi tu la trasmissione, guai se non fosse così. Sara, ecco, quello che dice Alessia è fondamentale, ecco, questa vacanza accessibile, ma tu hai aperto avete assieme iniziato questo percorso con questa associazione Ruote Libere perché proprio avete capito l'esigenza di dare risposte quando un diversamente agile arriva, perché è facile dire prenota, ti offro tutto, poi si arriva e si trovava tutto l'incontrario. Come vedi la situazione da quando avete aperto questa associazione veramente importante, soprattutto siete state anche riconosciute dalla Regione Veneto, vedete che Sveglia Veneto è come chi la guarda e quando capiscono, perché da là è partito anche, ed è vero perché dobbiamo dirlo, il vostro percorso veramente molto importante. Prego Sara. Sì, effettivamente appunto il nostro progetto è nato proprio dall'esigenza che avevamo, da una difficoltà che abbiamo avuto, proprio quella di non trovare le informazioni per godersi il proprio tempo libero, perché alla fine il tempo libero dovrebbe essere un momento di leggerezza, di relax, di svago, però se ovviamente per andare devi star lì, cercare informazioni, non essere sicuro di quando arrivi cosa trovi, ovvio che non diventa più relax, tempo libero, una vacanza. E tante volte quindi tendi a ritornare sempre nei stessi posti oppure non muoverti affatto, perché tante persone non escono proprio di casa proprio per la paura. Quello che si trova accanto. Sì, del sentimento che vai a provare. E quindi appunto il nostro progetto è nato proprio per questo. La collaborazione appunto che avevamo fatto a Tenerife è stata bellissima perché ci ha fatto vedere un'altra prospettiva e quanto loro si siano impegnati per rendere appunto tutte le esperienze accessibili a tutti. Allora com'è la situazione in Italia adesso che avete appunto frequentato Tenerife, avete vissuto questa vacanza a Tenerife? Siamo indietro anni luce, abbiamo speso soldi su cose che non servono. Tommaso è già di tremare perché ha paura che fa una domanda, ma non gliela farò, no, perché sono brava. Però la differenza che noti Alessia, e dopo sentiamo Sara. Alessia, cosa hai notato di differente quando invece vi spostate in Italia? Beh, la differenza la fanno sempre le persone che trovi. Cioè, la differenza fanno sempre le persone. Primo. Come si approcciano o dal luogo in sé. Noi diciamo sempre la differenza prima di tutto la fanno le persone. Poi anche il luogo le persone però fanno la differenza. Sì. Diciamo che tipo noi in realtà in Italia non siamo messi così male, nel senso dipende sempre dal luogo in cui andiamo, dalla regione anche che andiamo. Abbiamo notato che ci sono tante differenze da regione a regione perché ci sono quelle magari più attente al tema che stanno facendo dei lavori a riguardo e invece altre che sono un po' più indietro. E dopo noi abbiamo tante città storiche. E lì dopo entrano tutti i vincoli della sovrintendenza e tutto quello che gli va dietro. E diciamo che da quando abbiamo iniziato c'è stata un'evoluzione nell'attenzione
verso appunto queste tematiche, l'importanza appunto dell'inclusione, di permettere a tutti di godersi i luoghi e il tempo. E ovvio che è secondo noi una battaglia, passiamola così, molto lunga, perché di fondo c'è proprio una mentalità, una cultura, diciamo, che deve un attimo muoversi. Sì, perché ovviamente, nel senso, partiamo da delle barriere culturali, mentali molto, molto, molto importanti, no? Basta pensare che solo fino a pochi anni fa la persona con disabilità non usciva di casa, veniva nascosta, c'era proprio un abisso. Sì, e quindi da quando abbiamo iniziato stiamo notando dei cambiamenti in positivo. Ovvio che la strada è ancora molto, molto, molto lunga. Ah bene, di questo non ho dubbi, guardate ragazze, proprio di questo non ho dubbi. Ecco Marco, cosa vuoi dire a Sara e Alessia? Io ho chiesto a Marco di rimanere proprio perché volevo presentarvi, volevo che vi conoscesse, perché anche lui si occupa del mondo diversamente agile. Prego Marco. Sì, allora intanto brave, complimenti per il lavoro che fate, perché in realtà è un lavoro che state facendo per tutti quanti. Io una cosa che mi piace sempre ricordare è che ciascuno di noi potenzialmente può essere persona con disabilità, nel senso che ci può essere un evento di malattia, ci può essere un evento traumatico, ci possono essere tante situazioni nella vita che ti costringono appunto a ridurre la tua mobilità, e quindi avere persone come voi che fanno questo lavoro, come dire, mi rasserena, nel senso che se nel mio futuro dovesse esserci una prospettiva appunto di mobilità ridotta, so che qualcuno per me ha fatto già lo screening di quali sono i luoghi più accessibili, e quindi la qualità della vita che mi attende può continuare ad essere elevata. Quindi fate veramente un lavoro che è importantissimo, quindi grazie, come si dice in questi casi. Poi in Italia secondo me è bene perché c'è un impianto normativo che prevede sempre l'inclusione, ok? E quindi l'accessibilità dei luoghi. Il problema, se così si può dire, è che viene trattata appunto come obbligo di legge, invece dovrebbe essere cultura condivisa appunto dell'accessibilità. Cioè se io faccio come obbligo di legge, allora devo fare sì il passaggio, la rampa, non sto pensando realmente al benessere della persona. La controprova è il fatto che appunto come associazione Oltre l'Indifferenza ogni anno andiamo con i ragazzi dell'associazione, appunto andiamo a fare la vacanza al mare, in realtà andiamo sempre nello stesso posto perché è quello che ha più attrezzato tutto, ecco, quindi ha anche il sollevatore, anche le sedie job, non ha fatto una scelta solo appunto di essere... Anche quei motorini là che abbiamo visto? No, quelli no, quelli mancano, quelli infatti il prossimo giretto a Tenerife mi sa. Mi sa che dobbiamo andare a Tenerife per fare una cosa del genere. Perché appunto se l'albergo si è curato solo di rispettare la norma, ok, e quindi sì, tecnicamente è accessibile, però non è lo stesso invece di una struttura che ha scelto di essere accessibile e inclusivo. Nelle realtà che appunto fanno la scelta di questo tipo diventa decisamente meglio, è più semplice per tutti, anche per gli operatori che devono accompagnare i ragazzi. Dottor Tomasi, cosa dice a Sara e Alessia? È un'ottima iniziativa, direi, sì, è veramente brave, veramente aiuta tanto anche, penso anche dal mio punto di vista, perché come diceva il collega Marco, tutti possiamo diventare diversamente agili. Esatto. Cioè, anche una caduta banale. Una caduta sulle scale, un incidente, noi ne vediamo spesso di gente che a vario titolo, magari la schiena, le vertebre, queste cose qua. Quindi ecco, il problema penso sia proprio, come diceva Marco appunto, che io devo adeguarmi per norma di legge. Cioè, manca proprio la mentalità ancora del pensare come se. Cioè, io sono obbligato a pensare, questo è il problema di fondo. È un po' il problema che abbiamo tutti, cioè dobbiamo mettere la cintura in macchina perché sennò la macchina suona e ci rompe le scatole. Dietro però non la mettiamo. Dietro non la mettiamo, quando studi dimostrano che la maggior parte dei morti in macchina è colpa del passeggero posteriore che entra con le ginocchia sulla schiena dell'anteriore, cioè, quindi è tutto un problema di la facciamo perché bisogna.
Vabbè, ma questa è una questione di rispetto di se stessi, ma anche degli altri. No? Ecco, giustamente Sara e Alessia hanno creato questo proprio nel rispetto anche di altre persone che vivevano lo stesso dramma. Però io, ragazzi, non sono mica dell'idea di usare la parola inclusione, perché includere vuol dire che è già escluso. Ecco, noi dovremmo vivere una normalità, una quotidianità che aspetta a tutti. Come si fa così fatica? E allora abbiamo deciso, io ho avuto tante associazioni come voi che si occupano di diversamente agili nei vari problemi, nei vari aspetti, hanno deciso di fare questa mostra fotografica e volevo chiedere anche ad Alessia se vuole anche lei essere come testimonial, perché stiamo girando tutti i paesi, tutte le città, siamo stati a Padova, in tanti comuni, hanno aderito più di 20 comuni, Venezia, ecco adesso ad Asolo, per quello vi ho chiamato, a metà settembre ci sarà questa enorme esposizione al castello di Asolo dove il sindaco ha detto una cosa bellissima. Allora guardiamo la mostra e poi sentiamo cosa ne pensano queste due meravigliose ragazze, specialmente Alessia. Adesso dovrebbe partire, dovrebbe essere pronta. C'è sulla scaletta, allora intanto che la trovano, che non riesce a trovarla, è sulla scaletta, perciò c'è. Allora Marco Scolesi, cosa vuoi dire? Indipendentemente da quello che diciamo, ecco l'investimento che bisognerebbe fare, passo il cerino perché sennò il dottor Tomasi salta sua sedia, ecco gli investimenti pubblici che dovrebbero essere fatti invece di fare cose che non... Eccola qua la mostra, vediamo la mostra allora, andiamo a vedere. No, questa è la locandina. Ragazze con diversamente agili che però nello sguardo non riesci a capire, sono persone alla fine, quello che voleva il fotografo Enrico Colussi, far capire l'importanza dello sguardo, gli occhi parlano, chi dice che queste persone sono diversamente agili? Nessuno, e loro appunto hanno dato questo titolo, Io ci sono, per capire l'importanza di queste foto che abbiamo visto. Qui siamo a Ponzano Veneto, sentiamo cosa dice il sindaco. Quando abbiamo partecipato, come con tanti altri colleghi, alla presentazione di questa mostra nella Loggia Cavalieri, sono rimasto personalmente colpito dalla forza di questa iniziativa, dalle immagini, ma soprattutto dalla gioia dei ragazzi che sono qui presenti, che sono quelli immortalati nelle fotografie. La mostra itinerante Io ci sono apre un altro capitolo dopo Treviso, Silea, Spresiano e Padova, approdando a Ponzano, dove di fronte al municipio sono state esposte le foto di 11 persone che normalmente sfuggono allo sguardo, lontane da una socialità che chiede invece condivisione e rispetto. Questa mostra avviene qui in strada, in piazza, è un'area di fronte al municipio proprio perché qualsiasi persona la possa vedere e per qualsiasi immagine che rappresenta questi bravi ragazzi e ragazze possa essere un'immagine vivente all'interno della comunità. L'idea di Enrico Colussi, il fotografo, è semplice quanto profonda: ritrarre in un rigoroso bianco e nero i volti di coloro che spesso si sentono invisibili o preferiscono nascondersi agli occhi della gente, paurosi di un giudizio o di un commento che potrebbe ferirli. Il volto non mente, il volto non dice se siamo o meno disabili, siamo tutti solo persone. Alessia, cosa dici? Alessia, mi senti? Sono d'accordo, come ha detto la foto prima, quindi noi siamo persone che oltre alla nostra disabilità non siamo persone come tutti. Abbiamo un collegamento non tanto buono, vediamo se lo riprendiamo. Ecco, vediamo qui i nostri bravi tecnici in regia. Ecco, dottor Tomasi, cosa ne pensa di queste iniziative per far capire che siamo noi che li vediamo diversi, forse diversi siamo noi? Ecco, queste realtà che invece ci sono, iniziamo ancora a parlare di disabilità che io odio, tanto è vero che li chiamo diversamente agili, perché si muovono in maniera diversa. Sono delle persone che riescono a lavorare benissimo, a fare
fare tutto benissimo, l'importante è che noi diamo loro la possibilità della nostra quotidianità. Certo. Allora, cosa dice dottor Tomasi? È solo una questione, come dicevamo prima, culturale, nel senso che se noi andiamo a pensare solo fino a qualche decennio fa, disabili un po' come per esempio la sindrome di Down venivano lasciati un po' a se stessi, adesso o nascosti addirittura. O nascosti, adesso sono molto più all'interno inseriti bene, perché ci vuole un po' più tempo, ci vuole un po' più di fatica, però anche loro riescono ad arrivare a essere autonomi, ad essere completamente autonomi, ad arrangiarsi un po' nella vita quotidiana. È chiaro che abbiamo bisogno appunto di tempo e di voglia di fare, perché un bambino, chiamiamolo normale, ci può mettere un anno, ci sono altri bambini che ci vogliono 2 o 3 anni, dipende, insomma, non siamo tutti uguali, ecco, questo è il concetto di fondo, che non essendo tutti uguali dovrebbe essere un qualcosa costruito sulla persona, non sulla società in generale, no? Quindi c'è un cambiamento culturale che deve avvenire dal punto di vista della la persona davanti a tutto, non la società in cui vive o la frenesia, il media, dobbiamo costruire. O guardare il problema che ha la persona invece di mettere la persona, guardi perché. Allora, se la persona ha un problema, perché non riusciamo a cominciare a vedere cosa possiamo fare per risolverlo? Anche perché lo hanno dimostrato, possono salire nell'aereo, possono volare. Io ho avuto l'associazione piloti donne che guidano l'aeroplano ed è in sedia a rotelle, una di queste. Io conosco un pilota in sedia a rotelle che guida tranquillamente l'aeroplano. Abbiamo avuto, conosco tantissimi ragazzi disabili che se la cavano benissimo nelle vite quotidiane, negli spostamenti autonomi. Eppure noi non riusciamo ad accettarli, molti di noi, perché ancora adesso, anche nei posti pubblici, è una testimonia quella Chiara Ercetti, che ha scritto anche un libro, Sorrido a me stessa, che mi faceva piacere che tu sapessi, Marco, dice certo che ho un lavoro, fortunatamente sì, però non mi fanno far strada. Non mi fanno progredire, sono là su un angolo e io sarei in grado, invece so che ce la potrei fare, ma non me lo lasciano fare. Stiamo parlando di un impiego pubblico, Marco. Sì, no, ma allora è una questione culturale e i processi culturali hanno bisogno di periodi molto lunghi per poter appunto far vedere i propri cambiamenti. Innanzitutto le parole che utilizziamo contribuiscono ad accelerare o a rallentare appunto i processi di cambiamento culturale. Fino a qualche anno fa parlavamo di handicappati, mongoloidi. Pensate l'evoluzione delle parole utilizzate, quanto facilitano il cambiamento culturale. Oggi anche le linee guida ministeriali della comunicazione inclusiva corretta parla appunto di persone con disabilità, nel senso che la prima cosa che identifica è l'essere persona. E quindi siamo tutte persone. Poi c'è la persona con disabilità, nel senso che da un punto di vista dell'abilità ha una ridotta capacità motoria, ha delle difficoltà di tipo cognitivo, poi ciascuno ha la propria storia, ma siamo tutte persone. Ma perché, Marco? Anche quindi i sindacati dicono che non vengono veramente inseriti nel lavoro, cioè le aziende, anche se hanno la possibilità perché per la legge c'è la legge 104, però pagano la multa ma non vengono assunte, i numeri non ci sono, non li vedono come una risorsa, li vedono come un problema e qua dobbiamo cambiare, ma velocemente. Esattamente, anche qui è una questione culturale, nel senso che molte aziende temono di essere lasciate da sole a gestire la persona con disabilità e che hanno la paura di non essere in grado di accogliere una persona con disabilità e quindi va fatto anche qui un lavoro di esperienza, perché poi l'esperienza, sai, tu conosci la persona, impari e si risolvono quelli che sono prima dei problemi, ma in realtà sono dei pregiudizi. Ti racconto un esempio proprio concreto vissuto di recente. Facilitiamo l'inserimento di una ragazza appunto con disabilità a lavorare in un bar. La ragazza all'inizio molto contenta, dopo un po' aveva un po' perso l'entusiasmo e quindi parlando con lei dice perché, cioè cosa succede, non ti piace il lavoro?
E in realtà lei dice no, è che non mi fanno mai stare al bancone, mi fanno sempre lavorare dietro, ma a me lavorare al bar avevo detto che mi piaceva come lavoro perché mi piace il contatto con le persone. Allora, parlando con le due bariste che invece gestivano il bancone, gli abbiamo chiesto ma come mai non la mettete mai davanti? E perché avevano paura che i clienti potessero trattarla male. Ok, che potesse essere lei oggetto di scherno, di bullismo. Forse. No, ma alla fine era veramente un'eccessiva protezione. Quando noi gli abbiamo detto alle bariste, guardate, non dovete proteggerla, mandatela a scontrarsi con la realtà, non importa. È rifiorita, lei dietro al bancone è simpatica, rende di più, lavora di più, è più motivata ad andare a lavorare, si trattiene anche oltre l'orario perché le piace, e le due bariste adesso quello che hanno detto è lavora di più di prima. Ecco. Assunta da Venezia, vai Assunta. Sì, buongiorno, saluto tutti. Buongiorno. Io vorrei fare una domanda, so che non riguarda l'argomento, ma il dottor Zangrillo cosa faceva prima di essere ministro? Me lo potete dire per piacere? Il dottore? No, il dottor Zangrillo cosa faceva prima di essere ministro? È un medico il dottor Zangrillo, è fratello di un altro Zangrillo, perché ce ne sono due, un politico, sono due politici alla fine, però uno è proprio medico, il dottor Zangrillo, che poi tu ti sbagli poi con un altro Zangrillo, che è un'altra storia, però Zangrillo è un medico, Assunta. Allora, dottor Tomasi, il dottor Zangrillo si occupa anche di sanità a Milano, una persona, vedo che Marco conosce. Sì, per vicende politiche. È un medico, comunque diciamo la verità che è quello che ha detto è vero perché fa anche il medico. Vuole aggiungere qualcosa a quello che ha detto Marco Scolese? Io sono sono pienamente d'accordo su quello che ha detto Marco, nel senso che, ecco, mi sento un attimo di capire le due bariste dell'esempio che ha fatto, proprio perché vediamo sui fatti di cronaca di questi bulli, di questi maranzi, di questa gente che se la va a prendere proprio col più debole. Quindi il timore probabilmente delle due bariste, come diceva appunto Marco, non è proprio infondato. Nel senso che poi arriva il ragazzetto di 15-16 anni a fare il bulletto e se la prende con magari chi non può difendersi, e questo è grave. Ma io metterei proprio questi buletti a fare i percorsi che queste ragazze fanno. Sì. Forse riusciremo a riuscire a trovare molto più velocemente la via della ragione. Mi sento di dare un po' di quasi di ragione alle due bariste, proprio per il timore che se la prendono con me, prendono due schiaffi che li faccio girare, poi magari il più debole, magari anche psicologicamente più debole, il rischio è proprio quello che probabilmente pensavano le due bariste. Chiaro, quello delle due bariste di fatto era un eccesso di protezione, però è una protezione infondata, cioè sono persone e come tutti c'è chi è più portato, più estroverso, più portato a stare dietro al bancone, e c'è magari chi è introverso che è più portato a stare in laboratorio invece che dietro al bancone. Io a quel punto l'avrei fatta lavorare assieme a me dietro il balcone. Esatto. Poi facendo esperienza facendo esperienza si impara. Però vedi Marco, il problema è che non gira così, nel senso che ho avuto Davide, un ragazzo che ha preso il diploma di cameriere, diversamente agile, ma fantastico, come Alessia, perché è venuto qua, lui infatti qualcuno dice deve fare il giornalista, non il cameriere, lo hanno chiamato. Lui voleva partecipare a questa sagra del paese, appunto aiutando come cameriere. E hanno faticato a dire di sì, poi alla fine hanno detto di sì perché questa mamma ha spiegato che se il figlio creava problemi, nel senso per loro che non era all'altezza, c'era lei che lo seguiva perché lui veramente voleva partecipare a questa sagra. Alla fine hanno detto sì, sai cosa è successo? Che alla fine la mamma e Davide, Graziella e Davide, erano al banco che aspettavano i vassoi per portarli e a loro non è arrivato nessun vassoio. Allora, quando lei ha capito che un vassoio no, il secondo no, il terzo no, il quarto no, ha detto ho capito che non siamo graditi, e se ne sono andati via con umiliazione e veramente che è stata molto sentita. Questo mi ha fatto arrabbiare di più. Mi ha fatto arrabbiare tantissimo, tanto è vero che sono andata da chi di dovere perché Mirella è fatta così
e gli ho detto anche lei si deve vergognare di quello che ha fatto, ma veramente vergognare, perché vedi, basta un'umiliazione, non è per rovinarti ecco, il modo di vivere, ne basta una. Già questi ragazzi ce la mettono tutta per cercare di avere quella quotidianità e quella normalità. Se ha il diploma vuol dire che è in grado di fare i camerieri, tu ti devi, non è che glielo regalano il diploma, vuol dire che sei all'altezza della situazione. Ma perché questa paura? Ecco, questo e Chiara lo dimostra anche con questo. Sono tornate. Hai sentito, Alessia e Sara, quello che ho detto? Avete sentito? Solo quest'ultimissima parte. Ecco, di questo ragazzo che era arrivato con la mamma a questa sagra perché voleva fare il cameriere, a lui non è arrivato nessun vassoio perché non si fidavano, e questa umiliazione è stata molto sentita da tutte e due, tanto è vero questo ragazzo chiedeva ma perché, ecco, la fortuna è che sono sempre ottimisti questi ragazzi, vedono sempre, però la mamma è stata molto provata, veramente provata. Ecco, cosa vuoi dire? Cosa volevi dire prima, Alessia, che non ti abbiamo sentito bene? Prego. In base alla mostra. La mostra è una bella iniziativa, vedere la mostra, di vedere le persone con disabilità fare cose è una bella cosa. Beh, possiamo dire che la mostra potrebbe anche rispondere a quello che avete detto adesso. La mostra dimostra, diciamo, che ci sono persone. Gli occhi appunto fanno parlare le persone, e anche qui dobbiamo sempre ricordarci, anche per come è stato trattato questo ragazzo, la mamma, la famiglia, che prima di tutto ci sono delle persone con dei sentimenti, con delle emozioni, e quindi piuttosto di avere questo trattamento avrei preferito tipo che mi dicessero fin dall'inizio guarda, non abbiamo la possibilità di offrirti, piuttosto di farmi sentire diverso e in disagio e in difetto, perché alla fine il sentimento che provi è disagio, è molto brutto e molto disagevole sia per il ragazzo sia per i genitori, per la famiglia. E quindi la mostra è importantissima perché fa vedere la persona. Punto. Senti Sara, io prima parlavo col dottor Busato di una cosa che veramente mi sta molto a cuore, che è il sesso di queste persone. Allora io ho avuto questa persona che appunto sente questi stimoli, e la mamma la prima cosa che ha detto: lo porto dal psicologo perché non voglio che faccia queste cose. Io ho detto: ma sei fuori di testa? Cioè, questo ha come tutti i ragazzi a 20 anni, a questi stimoli, cioè cos'è che vedi così di brutto? Cioè non mi ero fa mica in chiesa, cioè lo stimolo. Tu invece con Alessia hai dimostrato come la famiglia è fondamentale anche per riuscire a capire, ecco, i rapporti anche che possono avere queste persone, tipo Alessia, il fidanzatino che ho avuto anche conosciuto, un ragazzo fantastico che saluto, ed è stata la normalità che voi avete capito che era normale che Alessia avesse un fidanzatino. Quanto è importante è capire questo, Sara, per dare supporto anche a questi ragazzi, a queste ragazze? Fanno tanta fatica, vogliamo anche reprimere anche gli istinti sessuali che hanno, perché mi vergogno, perché ho paura, perché devo spiegare, e spiegano qual è il problema. Ecco Sara, cosa vuoi dire? Perché è fondamentale parlare anche di questo. Sì, diciamo che c'è tanto ancora tabù su questo tema, e molto spesso appunto ci sono certi comportamenti anche da parte delle famiglie, perché si fatica a vedere la persona con disabilità come una persona magari di 20, 30, 40 anni. Tante volte magari la si vede sempre come un bambino da proteggere, e quindi non riesci a fare lo switch di pensare appunto che invece ha la sua età, e quindi come tutti, nel senso, prova determinate sensazioni, determinate esigenze, e quindi c'è ancora questo tabù, questo switch da fare anche nelle famiglie, perché appunto non è sempre così semplice. E proprio su questo tema adesso stiamo organizzando una serata proprio dedicata alla sessualità, all'affettività, aperta alle famiglie, e un corso anche dedicato ai professionisti, perché come le famiglie fanno difficoltà a
capire, ad approcciarsi a queste tematiche, allo stesso tempo anche da parte dei professionisti c'è lo stesso tabù e non sanno magari neanche indirizzare e dare le risposte alle famiglie. Alessia, cosa vuoi dire? Come si può dire? Cioè, anche noi abbiamo magari dei sentipetti come tutti, magari per noi è un momento di libertà, di scelta, di gioia, ecco, di amore, di amore, perché noi abbiamo, io esempio provo amore, c'è tanta gioia, tanta felicità. Senti Alessia, ma quello che io voglio anche capire è perché secondo te con voi c'è già difficoltà a parlare tra genitori normali con i ragazzi? Secondo te Alessia, perché c'è tutto questo tabù a parlare di sesso sia con i ragazzi normali che con i ragazzi diversamente agi? Cioè sembra che siamo nati tutti vestiti, col collare alto fin qua perché non dovevamo mostrare niente. Siamo nati tutti nudi, mi sembra. Adamo ed Eva è nudo, nelle chiese entriamo, sono tutti nudi, però parlare di sesso è difficile. Cosa vuoi dire Alessia? Magari loro vedono le persone con disabilità come si dice in italiano? Disegnetto, lo sai che tu dici in italiano, disegnetto. No, brutte persone che magari non pensano, non provano quello che provano gli altri. Caro mio Caro. Sì. Cara la mia Alessia. Hanno centrato il punto, ovviamente, che è quello dell'infantilizzazione, no? Molte volte. Sì. Lascia parlare, signore. Molte volte noi persone con disabilità e anche in prima persona pensano che la persona con disabilità non riesce a comunicare, a parlare perché parlano direttamente con l'accompagnatore. Esatto. Forte Alessia. Esatto Alessia, esattamente questo. Cioè, tante volte quando ci si relaziona si tende a parlare con il tutor, con la mamma e non direttamente con la persona. Alessia. Assolutamente. E così come l'altro problema è quello dell'infantilizzazione, della protezione. È come se si avesse a che fare con il cristallo e allora si tratta con i guanti bianchi, no? Invece in realtà sì, bisogna avere delle attenzioni, ma come con chiunque, cioè bisogna avere la giusta dose di educazione, la giusta dose di relazione diretta. Ma lo stesso vale per i bambini, vale per esempio? Per tutti gli ambienti, vale per l'ambito della sessualità, ma vale anche per l'ambito, porto anche qui un esempio concreto, io nel tempo libero sono uno dei volontari, dei tutor della squadra di rugby integrato. Abbiamo iniziato questa avventura del rugby integrato, quindi una squadra mista, dove in realtà non si faceva contatto, cioè si faceva solo rugby al tocco, no? Nel momento in cui ti toccavo mettevi giù la palla, perché c'era questo senso di proteggere un po' i ragazzi, magari si fanno male. Fragili. E io ho detto, guardate che secondo me così non è. Però, sai, ci si è un po' alla volta, ci si è conosciuti, si è fatta esperienza. No. Mirella, a fine campionato si tiravano di quelle pacche che io avevo paura io di entrare in campo, ok? Quindi io che ho delle ginocchia un po' fragili, avevo paura di entrare in campo perché hanno cominciato a tirar pacche e che divertimento anche. Quindi alla fine è la normalità, no? Assolutamente. All'inizio appunto chi veniva nuovo e cercava di inserirsi nella squadra anche come volontario parlava con me che ero il tutor, no? E io dicevo parla con lui, chiede a lui, che ne so io, ok? Chiedi direttamente a lui cosa vuole fare, cosa non vuole fare. Quindi questo per dire che appunto siamo partiti da un contesto di un certo tipo e nell'arco di poco, facendo esperienza, facendo cultura, siamo arrivati appunto
a giocare a rugby, a contatto e con meno barriere, sì, perché poi la questione è questa. Tu, se non c'eri tu, ecco qua il problema. Io non devo essere fortunato, lo dico sempre, a trovare quel sindaco, quell'insegnante a scuola, quel direttore scolastico, quell'allenatore. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto. Certamente. Di vivere la normalità e la quotidianità, perché abbiamo una ricerca, una scienza e una tecnologia che ci permettono tante cose di aiutare questi ragazzi, ma finché impieghiamo i soldi pubblici invece di fare questo a risolvere il problema del capriccio di qualche politico che si sveglia la mattina e dice ma quasi quasi mi faccio anche questo, così ho più visibilità, cioè che ne ha fatto do treno che basta, che da fare anche a quarta per un pescato e spendi skate inutilmente invece di aiutare le persone diversamente agili. Allora sai Alessia cosa ti racconto, poi andiamo al dottor Tomasi, che appunto a una di queste mostre, lo dico anche a Sara, c'era Davide e Lisa che voi conoscete, sicuramente Lisa, ecco, e a un certo momento vedo che Lisa guarda Davide, Alessia, stai attenta Alessia, e lo guarda e dico Davide, c'è Lisa che ti guarda, dico cosa dici Alessia a Davide che ti sta guardando? E lei lo guarda e gli dice che è bello. È proprio bello, perfetto, nel suo gergo, perché sapete che Lisa sente ma non parla. Allora a un certo momento guardo Davide e dico adesso Davide ti ha detto che sei bello e tu digli anche tu qualcosa. Lui la guarda, attenta Alessia, la guarda e le dice vuoi sposarmi? Arriva il papà dice calma tutti qua che non andiamo oltre, intanto devi studiare, devi trovarti un lavoro e farti una casa. Ma avete capito? Loro erano già avanti. Voi siete già avanti, è qualcuno che non riesce a capire. Dottor Tomasi, cosa dice? Poi sentiamo, cioè subito qua vuoi sposare? Cioè, ecco, lui ha già capito. Dottor Tomasi. Parliamo sempre di cultura, come diceva anche Marco, parliamo sempre di formazione, di cultura sia a livello familiare, sia a livello scolastico, sia a livello anche sociale. Cioè. Manca in Italia molto la cultura, manca la cultura della sicurezza, vediamo gli incidenti nel lavoro, no? Manca la cultura della sicurezza stradale, in generale manca la cultura di certe cose e la sfida grossa è cominciare dalla cultura, basti pensare nel mio campo la cultura del primo soccorso, esatto. No? Il saper fare la rianimazione cardiopolmonare, ecco, dovrebbero essere insegnate alle scuole elementari perché fa la differenza, perché appunto è tempo dipendente, no? Quindi già avere una cultura del soccorso, ho avuto dei dati che ci facevano vedere per esempio no, la sopravvivenza all'arresto cardiaco che in Italia è il 2% circa, in Finlandia il 20%. Allora io quando chiedo, no, Finlandia, Norvegia, Nord Europa. Come mai? Quando chiedo alla gente ma come mai c'è lo stesso arresto cardiaco in Finlandia sopravvive di più che in Italia. Perché c'è il primo soccorso? Perché? Perché in Finlandia se vuoi la patente devi saper fare il primo soccorso, se no non vai a far festa, no? Hai capito? Cioè, è proprio la cultura, ci sono defibrillatori ogni 200 metri, anche sul paesino più disperso con 3 anime in tutto, dallo 0 al 99 anni tutti sanno fare il primo soccorso, quindi hanno tempi lunghi anche loro, quindi se non faccio io che sono lì sul posto nessuno viene a farlo, no? Ecco, loro hanno come regola che per andare a far festa il sabato sera con la macchina io devo avere il primo soccorso, devo sapere fare il primo soccorso. Questo è un esempio per quanto riguarda la parte del soccorso, ecco, no, la parte diciamo sanitaria. Però questo se si estende anche al sociale, alla disabilità, allo stare insieme, insomma, ecco. Questo è proprio un fatto culturale. Sì. Senta, dottor Tomasi, ma Sara e Alessia potrebbero venire a fare un bel weekend in montagna? Perché le vedo sempre al mare, vogliamo sentire, anche se dottor Tomasi magari visto salire nell'elicottero, iniziare a fare il primo soccorso. Cosa dice dottor Tomasi? Ma certamente ragazze, ma certamente. Tutto è possibile, nel senso, cioè, va studiato, loro sanno meglio di me come studiare queste cose. Sara? Che hanno, c'è proprio un percorso che puoi fare con la sedia a ruote e poi arrivare con la giorette che sarebbe
la sedia, una sedia con due ruote, una davanti, una dietro, che tu puoi goderti, fare il sentiero in tranquillità come tutti. Basta che hai delle persone formate che ti accompagnano, puoi svegliarti alla mattina e dire domani vado a accompagnare una persona con disabilità in montagna. No, perché devi essere formato. Quindi... E per farvi capire com'è questo mezzo, è alla fine come una carriola dove la persona è seduta sopra e ci sono i volontari ai lati, e questa è una carrozzina da fuoristrada. E noi appunto siamo andate grazie ai volontari del CAI Recoaro, e quindi anche Ale ha potuto vivere la montagna. Ovviamente queste cose le sai se ti informi prima, se c'è la giusta pubblicità, eccetera. Torniamo sempre al punto dell'informazione e della formazione, che la formazione è un altro punto in cui ci scontriamo sempre. Le persone tante volte non sanno proprio come rapportarsi, cosa fare, eccetera. E quindi è importantissimo, proprio noi diciamo sempre nelle formazioni che facciamo, abbattere uno scalino alla fine è facilissimo, però abbattere quelle barriere mentali e culturali delle persone, quella è la vera. Dottor Tomasi? Sì, effettivamente ho presente la carrozzina che dicevano, che è una carrozzina che ho visto anche nelle pubblicità, anche per soccorso. Credo sia di derivazione tra l'altro del soccorso alpino, la vecchia barella Mariner, che è una specie di carriola dove veniva adagiato, semiseduto il paziente. Parliamo degli anni 50-60, quindi l'idea è ancora... è datata, diciamo, come idea. L'idea è buona, ecco, come diceva la ragazza, è la formazione del personale adeguato, perché non basta essere guide alpine o grandi esperti, bisogna anche saper usare, cioè saper trattare con questo paziente, con questa persona, diciamo. Quindi sapere deve essere preparato sia dal punto di vista tecnico, chiaramente fisico, perché portare una carriola in montagna non è come andare da soli, voglio dire. Quindi abbiamo bisogno di fisicità, abbiamo bisogno di sapere cosa stiamo portando, quali sono le eventuali patologie, se possiamo andare o no per una certa quota o meno. Bisogna avere una formazione un po' a tutto tondo che va dal punto di vista tecnico al punto di vista sanitario, al punto di vista sociale, quindi come muoversi. Mancano questi professionisti che sanno muoversi. Abbiamo capito che abbiamo bisogno di investire nella formazione. Mirella, velocissimo perché sono in chiusura. Non è una concessione che viene fatta alle persone con disabilità, ma rendere accessibile qualsiasi luogo al più fragile di noi è la cifra di una società migliore. Quindi non è una concessione che va fatta alle persone con disabilità, loro sono invece lo specchio delle mancanze, delle accessibilità e delle opportunità per ciascuno. Senti Alessia, visto che Davide ha chiesto a Lisa di sposarlo, tu hai intenzione di andare a vivere con la tua dolce metà da sola in autonomia? L'idea c'è. Grande Alessia! Spero. Lui lo sa, quindi non mi può dire niente. Ho deciso io. No, lui lo sa. Ma lui, come si chiama questo lui? Come si chiama questo lui? Enrico. Enrico lo sa, dai. Enrico lo sa. Io una volta le ho chiesto di sposarlo e lui ha detto è meglio andare a convivere. Allora Alessia, oltre all'indifferenza, a Fontanelle ha un appartamentino perfettamente accessibile in tutto, per cui se volessi sperimentare l'autonomia abitativa, ecco, magari sperimentare la convivenza, ecco, parliamoci. Che bella sta roba! Sara ha guardato Scolese come di aiuto, adesso a posto siamo con quello che ha detto Scolese, con quello che ha sentito Alessia. Sara, cosa vuoi dire? No, bellissimo, nel senso, io premo per queste esperienze, perché è importantissimo che lei impari ad essere autonoma con le sue
se c'è una possibilità, una capacità, è giusto che venga stimolata. Allora e che vi faccio scambiare i numeri di telefono. Sì, Sara, in provincia di Treviso c'è una rete di co-housing proprio per allenare l'autonomia abitativa. Ecco, quindi intanto sperimento alcuni weekend al mese, alcuni giorni, alcune settimane, insomma in base alla necessità di ciascuno, e così se funziona poi posso scegliere la mia casa, costruire, comprarne una, insomma. Ma intanto, lo sapevi, Sara, di questa cosa? Una palestra di autonomia. No, di questa fontanelle no, però tipo per esempio ce n'è uno a Castelfranco. C'è un appartamento a Castelfranco che una persona con disabilità ha messo a disposizione di andare 3 persone con disabilità a fare un weekend in autonomia senza la famiglia. Per esempio fare la lavastoviglie più che fare cucinare i gnocchi, fare la lavatrice, quindi iniziare a diventare autonomi. Perciò io vi scambierò i numeri. Se Sara e Alessia mi dite, io glielo do volentieri a Marco Scolese, perché io penso che bisogna pur partire prima o dopo, bisogna iniziare anche a questa convivenza con Enrico, ecco. Povero Enrico, dico, avete visto che non voleva parlare Alessia, poi quando è partita, vai, grande Alessia, ecco questa grande ragazza che assieme a questa sorella, però Sara, l'importanza, ecco, del supporto della famiglia, di questa sorella che non ha mai mollato un attimo, ha cercato di tutto pur di far vivere la quotidianità a sua sorella, perciò non finirò mai di ringraziare Sara e tutta la famiglia per questo bellissimo esempio di civiltà e rispetto che hanno dato. Grazie alle ragazze, ci sentiremo allora per la foto della mostra. Grazie Alessia, grazie Sara, grazie al dottor Tomasi, grazie Matteo Tomasi, grazie a Marco Scolese. Pubblicità. Siamo tornati a casa circa 21:30 e come tutti gli altri nostri appunto condomini al di del piano abbiamo trovato la serratura che era stata manomessa, faceva fatica a girare e subito ci siamo appunto allertati. Amara sorpresa per i residenti di questo condominio in via dell'Artigliere a Santa Lucia di Piave, località Bolda al confine con Bocca di Strada, ad essere presi di mira gli appartamenti al primo piano dello stabile. Non ci sono segni di effrazione sul portoncino d'ingresso, i ladri probabilmente sono entrati nella palazzina dai garage interrati e sono saliti dalle scale interne sino al primo piano. Qui hanno cercato di forzare le porte di almeno 3 appartamenti senza però riuscire ad entrare. Fortunatamente non sono entrati, però questa cosa ci preoccupa e dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, metterci un po' in sicurezza. Ovviamente tutti quanti subito abbiamo guardato le porte, nessuno è entrato comunque, nessuno dei 4. Non si sa se i ladri siano stati disturbati dall'arrivo di qualcuno dei residenti e siano scappati o abbiano desistito nell'intento per altre ragioni. Di fatto, per fortuna, i furti non sono andati a segno. Ora nel quartiere tutti sono allertati, ma la preoccupazione c'è. Siamo stati un po' anche scossi da questa cosa perché lo riteniamo una zona tranquilla, ecco, e non ci hanno mai verificati, almeno che io sappia, non ci sono stati eventi e questo un po' ci inizia a preoccupare. Salgo e mi affaccio a quella finestra là. Da quella finestra là vedo questi 2 di colore che sono uno esterno e uno interno. Quindi mi metto a gridare, aiuto i ladri, cosa ci fate qua, andate via. La signora urla vedendo i 2 ladri nel giardino, ma non si accorge che a poca distanza dalla finestra, arrampicato sulla grondaia, c'era il terzo complice, ormai quasi arrivato al terrazzino e pronto per entrare in casa. C'era il terzo e me ne accorgo perché salta giù dalla grondaia. Quindi dalla finestra vedo questo terzo che salta giù, perché mentre era attaccato alla grondaia io non lo vedevo.
Notte di paura a Quinto, dove i ladri hanno battuto a tappeto la zona di via Aldo Moro tra le 10:30 e le 11:30 di sera. Dopo tanti giorni di caldo torrido, finalmente l'aria era più fresca e molti, prima di andare a letto, avevano lasciato le finestre aperte per arieggiare, come la signora Carla, che abita in via Trieste, e non è la prima volta che la sua casa subisce l'intrusione dei ladri. Questa è la 6ª volta, 2 tentativi di intrusione e gli altri invece sono entrati e hanno portato via quello che potevano. Subito sono state avvisate le forze dell'ordine ed è stato lanciato l'allarme nella chat di controllo di vicinato attivo nel quartiere. Non è bastato, perché poco dopo, 200 metri più avanti, i ladri hanno visitato un'altra casa. Poi sono entrati qui dal mio vicino dirimpettaio attraverso la finestra del soggiorno, sono riusciti ad alzare la tapparella anche se aveva i fermi, i blocchi. Lui dormiva, non si è accorto di nulla, chissà se poi magari gli hanno anche spruzzato qualcosa come per addormentarlo. E gli hanno scassinato la finestra, sono riusciti a entrare, però sembra che non abbiano portato via nulla se non una bottiglia di whisky. E dei movimenti sospetti erano stati notati anche da altri vicini. Uno, senza sapere del furto appena messo a segno nella casa di fronte, ha visto 2 uomini che si allontanavano e l'hanno pure mandato a quel paese quando ha chiesto cosa facessero nel vialetto privato che porta alle abitazioni. Ha quindi chiamato le forze dell'ordine. Ma non sono intervenuti, dicevano che non avevano, diciamo, le pattuglie, personale necessario per poter intervenire a fare un sopralluogo, e questo insomma è un po', diciamo, che ci mette in grande preoccupazione, perché non siamo tutelati da nessuno, insomma dobbiamo arrangiarci tra noi e basta. Ed infatti il tam tam tra vicini ha messo in allerta tutto il quartiere. Una notte non piacevole, io ero rincasato da circa un quarto d'ora quando il mio vicino, il mio dirimpettaio, mi ha informato che aveva visto dei loschi figuri, per così dire, transitare presso il vialetto privato delle nostre case. Non ho visto niente, però purtroppo sì, è accaduto quello che non doveva accadere. Stessa fascia oraria, qualche chilometro più in là, un uomo travisato con cappellino e fazzoletto sul volto entra in un giardino in via Primo Maggio a Santa Cristina. Il proprietario, grazie all'alert delle telecamere, riesce a vederlo in tempo reale. E quando l'ho visto dalla finestra era solo un individuo, insomma. E mi sembrava che avesse appunto un piede di porco in mano e probabilmente era pronto da cercare di entrare in qualche modo, insomma, in casa. Per fortuna mi sono accorto tramite le telecamere e sono riuscito a farli scappare, insomma, però sì, è una situazione un po' pesantina, insomma, ultimamente, direi. Allora ringrazio e saluto Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave, di essere qui con noi questa mattina, perché comunque il problema riguarda ormai quasi tutti i comuni, non c'è niente da fare e questi cittadini non si sentono tutelati. Se poi sentiamo che chiamano le forze dell'ordine e non ci sono i numeri, ecco, io mi domando chi tutelerà questi cittadini. Sindaco, cosa ci dice? Tanto buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. È un tema, uno dei temi più importanti, la sicurezza, perché poi alla fine un cittadino quando ha una criticità o subisce un danno non è che può andare dal Presidente del Consiglio di turno, va dalle forze dell'ordine e si rivolge alla propria amministrazione. Sul tema della sicurezza è chiaro che non possiamo avere un vigile per ogni numero civico, però è chiaro che ci vogliono, a mio modesto avviso, dei provvedimenti che cerchino anche di creare una deterrenza per chi è malintenzionato, perché è chiaro che non siamo più sicuri a qualsiasi ora del giorno. Noi pensiamo alle ore invernali dove alle 16 più o meno, 16:30 del pomeriggio, quando la maggior parte dei cittadini è al lavoro, è già buio e quindi rende un terreno molto fertile per chi ha intenzione di delinquere. E questa è una delle vie più pericolose da questo punto di vista, perché poi c'è la questione del furto in casa, ripeto, e non mancano mai. Ci sono i danni che ti possono ovviamente portare questi eventi e poi c'è una questione legata alla sicurezza dei cittadini stessi. Noi abbiamo timore che, siccome tante volte le forze dell'ordine non possono intervenire, non hanno i mezzi sufficienti per intervenire tempestivamente, queste cose possono tradursi anche in qualche effetto pericoloso per l'incolumità degli stessi cittadini. Penso poi anche alle popolazioni anziane, dove quella parte è ovviamente più indifesa, più debole rispetto all'intrusione di qualcuno in casa propria. Allora, a mio avviso, è chiaro che qui
bisogna fare anche un ragionamento complessivo. Per esempio l'amministrazione di Santa Lucia, ma come tante amministrazioni, ha implementato, raddoppiato il numero di telecamere per cercare di poter individuare situazioni che possono destare pericolo. Lo abbiamo fatto anche nei punti sensibili, vicino alle scuole, vicino alle piazze, vicino ai crocevia, che sono di fatto fondamentali per l'entrata del paese, capire anche con le forze dell'ordine se ci sono delle motivazioni per andare a definire alcuni comportamenti su alcuni passaggi in fase preventiva per individuare targhe o mezzi che possono essere poi alla fine sospetti. Ma non basta, ripeto, perché le forze che abbiamo sono quelle. Cerchiamo, ripeto, attraverso un maggior utilizzo delle telecamere, di avere un motivo di deterrenza per avere anche poi una certificazione del fatto che può avvenire. Ovviamente la spesa che necessita per avere questi strumenti tecnologici non è così di basso profilo e necessita un intervento ancora più strutturale, se vogliamo. Abbiamo fatto i nostri passi. C'è un'ultima fase, secondo me, che è fondamentale: quando una persona delinque entra in casa tua e quindi viola la proprietà privata, necessiterebbe, in caso ovviamente di una volta che le forze dell'ordine individuano un personaggio o più persone, di avere anche pene di un certo tipo, altrimenti uno sa che può delinquere tranquillamente nelle case, nelle scuole, in tanti altri luoghi anche pubblici, devo dire, e sa che non gli succede niente. Questo è un tema legato non solo alla sicurezza ma anche alla dignità, per poter dire: se tu delinqui, lo Stato sa che può intervenire. Allora, è vero però che noi quello che sentiamo non è che ci fa stare tranquilli, nel senso che questa signora che abbiamo intervistato, l'ultima che ha parlato, ha detto: noi dobbiamo arrangiarci e non ci sentiamo tutelati. Però è anche vero che quando un politico riceve una minaccia subito gli mettono la scorta. Allora le forze dell'ordine là ci sono sempre e non mettono una persona, ne mettono 3-4. E quando noi saremo tutelati? Perché adesso si ha paura di rimanere in casa, si ha paura di uscire, si ha paura di qualsiasi cosa. Non so quanto reggerà questa paura, che perché se poi diventa una rabbia. Abbiamo visto cosa è successo col gioielliere, cosa è successo con tante realtà che abbiamo assistito. Questo fai da te diventa un grande problema, perché non si riesce a capire. Siccome io ho provato, sindaco, e l'ho anche raccontato, essere aggredita da 7 persone, in quel momento ti difendi, non c'è niente da fare, rischi la vita, lo sai, però è più forte di te. C'è chi sta fermo e chi reagisce. Sono momenti che bisogna vivere per capirli. Non le sembra che forse sarebbe ora che mettessero in atto l'esercito, visto che li abbiamo e sono anche pagati, e di fare veramente dei giri per i paesi dove c'è bisogno, con non devono mica restare, devono controllare, invece di lasciarli nelle caserme, mettere questo esercito a disposizione dei cittadini? È importante quello che dice Mirella, nel senso che l'escalation della paura può portare ovviamente a comportamenti, li abbiamo vissuti in questi giorni anche con la vicenda di Roggero, però questo è fondamentale per cercare di dare più sicurezza ai cittadini attraverso delle misure che siano concrete. Io per esempio ho sempre sostenuto che le forze dell'ordine dovrebbero, sto parlando non contro le forze dell'ordine, alle quali dobbiamo anche gratitudine per quello che fanno, però dovrebbero essere messe in condizioni di essere più a presidiare il territorio. Perché se noi certifichiamo una rapina, certifichiamo un furto o quant'altro, lo possiamo denunciare, ci mancherebbe, ma finisce lì. È lì che non va bene, perché è evidente che un maggior monitoraggio dei nostri paesi, delle nostre comunità, attraverso un impiego ovviamente più significativo delle forze sul territorio stesso, può creare comunque un deterrente, sapendo che comunque il malintenzionato ha un vantaggio, che ragiona sull'effetto sorpresa. Di conseguenza, se sei appena passato, lui ovviamente individua l'area designata e cerca di dire. Poi il furto non è mai isolato, viene sempre accompagnato da più abitazioni che chiaramente sono vicine e sanno bene cosa fanno. Noi per esempio in questo senso a Santa Lucia abbiamo da poco attivato, grazie al nostro assessore, il controllo di vicinato, e cioè con una collaborazione più massiccia, più intensa con i cittadini, cerchiamo non solo qualche monitoraggio di situazioni in alcune zone del paese, peraltro abbiamo anche contezza di dove avvengono certe cose, no? Certi ritrovi, e questo ha già portato dei risultati positivi. C'è da tenere presente che io personalmente
cerco attraverso il dialogo di affrontare questioni che possono sembrare un po' al limite, cioè anziché rivolgermi direttamente su alcune questioni dove magari non è successo qualcosa di particolare, cerco di intervenire con la persona che ci viene indicata e segnalata, parlandoci, facendo capire che è in qualche modo sotto osservazione. E mi riferisco anche a dei ragazzi adolescenti, perché si parte da lì per poi approdare anche in delitti un po' più perversi, cioè prima i maranza, adesso si usa dire un po', si usano questi termini, però prima attraverso dispetti, poi possono scattare altri meccanismi per cui la guardia deve essere sempre alta. Certo, la battaglia in questo caso, la madre di tutte queste situazioni è sicuramente una presenza più massiccia da parte delle forze dell'ordine, su questo non ci piove. Un'altra cosa, Sindaco, quando voi appunto vi accorgete, grazie anche alle telecamere e alle segnalazioni, chi sono questi ragazzi che si comportano in maniera squilibrata nel vero senso, perché quegli atti di vandalismo, come dice lei, le famiglie, ecco, questi genitori con i quali voi vi confrontate, cosa trovate, cosa dite? Perché spesso sento le telefonate che dicono una volta noi, i nostri genitori, come sono i genitori di adesso quando voi li mettete davanti al fatto compiuto, cosa dicono? Beh, guardi, c'è un po' di tutto. Noi in questo caso collaboriamo con le forze dell'ordine, nel senso che in un caso accaduto a Santa Lucia qualche mese fa, le forze dell'ordine e i carabinieri mi hanno detto: Sindaco, ci occupiamo noi della parte dei genitori. Io avrei voluto intervenire perché conoscevo i genitori, poi in paese si conoscono le persone, ma lì mi hanno in qualche modo esortato a non intervenire con i genitori. E io invece sono intervenuto sul figlio. Ecco, cosa succede? Che in alcuni casi, non sempre, in alcuni casi il genitore tende a giustificare in qualche modo il figlio. Questa non è una cosa positiva. Diciamo che il nostro punto di partenza è attraverso, sentite cosa dice il sindaco Fantinelli? È attraverso il dialogo che ci permette di arrivare in modo educato alla persona che ci sembra essere sotto osservazione, per fare in modo che non succedano altri casi. Genitori presi, immagino, anche da tante problematiche, sono impegnati sul lavoro, pensiamo dei genitori che sono ancora relativamente giovani per chi ha figli adolescenti, però sono fasi dell'età molto critiche, no? Quando cominciano ad andare dalle scuole superiori, si confrontano con i loro coetanei, cominciano ad avere l'uso di mezzi, di motocicli, poi al 18° anno arriva in automatico l'automobile. Ecco, lì in questi casi alcune intemperanze che vengono nel nostro territorio ci vengono segnalate non solo dal gruppo di questi ragazzi che fanno questa sorveglianza nel paese, ma anche da cittadini che in qualche modo ci segnalano, per esempio, anche lo stazionamento di autovetture che rimane lì sul posto da 5, 6, 7 mesi. Poi riscontriamo che non c'è ovviamente la parte assicurativa a norma e può essere pericoloso perché magari sono cittadini che hanno avuto problemi, in questo caso sappiamo anche intervenire. Ripeto, ci vorrebbe anche molta collaborazione da parte dei genitori. Ma questo ragazzo, quando lei si confronta con questo ragazzo che ha commesso cosa dicono? Nel caso di specie la situazione è andata bene, ho convocato il ragazzo, gli ho parlato, è stato molto collaborativo. Gli ho detto: guarda, noi registriamo questa situazione. Ovviamente l'ho fatto una volta che avevo acquisito dei comportamenti o prove che fossero congrui, e ho visto questa reazione positiva, come dire: guarda che in quella zona del paese, ovviamente anche molto bella da un lato, ma più sicura perché magari ci possono essere dei contesti urbani che ti mettono a riparo dalla viabilità e quindi da occhi indiscreti, e in questo caso questo intervento per esempio è servito a fare in modo che questi ragazzi che si ritrovavano, diciamo, in modo permanente a determinate ore del giorno e anche verso tarda sera non si ritrovassero più, perché evidentemente hanno preso paura. Gli ho detto: guardate, il mio primo intervento è di buona educazione, si spera, poi il secondo cominceremo a coinvolgere le forze dell'ordine, da questo punto di vista qua vi limiteremo, inibiremo a determinati comportamenti. Questa cosa in questo caso per esempio ha funzionato, è servito molto. Avete capito? Senta Sindaco, io vorrei chiudere anche con una nota positiva. Questa bellissima fiera di Santa Lucia di Piave, che ha dei numeri incredibili, un'organizzazione eccezionale, cosa ci racconta?
Ovviamente chi ha una fiera come la nostra, che è la fiera più antica d'Europa, lei c'è stata diverse volte a Santa Lucia, è un vanto sicuramente, ma anche un motivo di grande responsabilità. Pensi che in 3 giorni a Santa Lucia arrivano circa 130-150 mila persone, quindi si blocca praticamente il paese e lì c'è anche una certa apprensione in termini di sicurezza, perché chiaramente possono succedere tante cose, mi riferisco anche all'incolumità. Devo dire che le persone che afferiscono al sistema fieristico sono sempre molto educate, molto attente alle norme, perché poi lì arrivano persone più o meno giovani, famiglie con i bambini, abbiamo anche delle attrazioni per le famiglie. È chiaro che il risultato è merito anche, noi abbiamo un amministratore unico che si chiama Nadal Alberto, che insomma segue molto da vicino queste tematiche, c'è l'assessore alla fiera Claudia Basei, c'è poi tutta la parte relativa alla parte amministrativa con una direttrice che segue attraverso l'ente fiera tutto questo comparto che, ripeto, determina una grande responsabilità. Voglio ricordare che, negli anni tutte le amministrazioni che si sono succedute comunque si sono impegnate a dare spazi ulteriori per la fiera, agli espositori, a migliorare gli spazi interni come le nostre filande, che oggi diventano comunque un fiore all'occhiello. Su questi abbiamo preso anche dei contributi regionali, non è facile gestirla, ripeto, un mese prima c'è anche la rievocazione storica. Noi abbiamo uno dei migliori gruppi italiani che un mese prima in qualche modo ripercorre nel tema medievale tutto il percorso dell'antica fiera, che richiama quei famosi mercanti che arrivavano... Le nostre radici praticamente. Certo sì, che arrivavano dal nord Europa, e lì, stanziando probabilmente a Santa Lucia, che era un terreno pianeggiante, agevole, dopo il guado di Lovadina, trovavano in questo luogo l'ideale scambio, il famoso cambio merce. Poi adesso ovviamente la tecnologia la fa da padrona, perché abbiamo tutto questo aspetto digitale e tecnologico che rende un po' più facile la vita di chi lavora duramente nei campi. Perciò andate a vedere questa mostra, questa fiera bellissima. Ringrazio Fiorenzo Fantinelli, sindaco di Santa Lucia, di essere stato con noi. Grazie a voi. Sindaco, grazie veramente buon lavoro, perché veramente voi sindaci ne avete tanto di più. Grazie sempre, e noi andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Ciao grande famiglia, oggi siamo vicino a Padova e stiamo per incontrare Anna. Anna ci ha chiamato disperata: non ho legna, sono ammalata, non ho soldi, devo prendere tante medicine, e noi siamo qua. Eccola qua la nostra Anna. Ciao. Oh, sei tu qua? Guarda, te ridi con Iva Mirella. Ciao cara. Ciao. Ciao. E ora? E ora cara, siamo qua, tiremo a campare. E ora intanto andiamo a vedere una roba, vieni che te fa vedere, guarda. Che femo veda, che se arriva a legna, che te volevi, ecco qua, questa è già legna. Quanto contenta sei tu? Tanto. Ma che te vuol dire questa grande famiglia che pensa sempre a voi altri? Che sia una grande famiglia, sia una famiglia, non che se parole per ringraziarvi. Sì, unici, dei geni. Dai. Starò a Roma. No, te prego, andiamo a casa tua intanto, andiamo dentro, dai. Andiamo a Roma. E ora dai che raccontiamo sta storia. Questa è una casa dell'Atter, vero? Sì. Permesso. Permesso. Allora Anna, prima roba che noto è una montagna di medicine. Guarda qua. Sì. E ora ti dici sì, senza skate, ma se tu esenti ticket? No, pago il ticket qua, queste compro qui skate. Sì, ma se tu esenti ticket? Sì, però il ticket lo pago lo stesso. Maria Vergine. E ora ti si senza skate, questa cosa costa? No, tiro reddito di cittadinanza. Quanto? 4,60. E ti hai offerto un lavoro che tu ad andare a fare un colloquio? Sì. Ah, ora è vero che sei partito? Sì, vuoi andare il giorno 17. Quanto è importante sia partire questo reddito di cittadinanza? Moltissimo. Moltissimo, perché manco magno, mi pago i boetti, non voglio rompere le scatole in comune, se no in comune non si mai skate. Comunque in tutto quasi 80 euro. Da qua non ti scampi. Sì, questo è perché ti te anche una patologia, cosa sei che te megazzi a male dicendo guarda Mirella che mi sto anche male, ho tiroide che non funziona. Non funziona. Ho fatto fibrillazione atriale. Ti sei sempre a casa ti sola perché i tuoi fioi non puoi aiutarti perché non sei in grado di ecco. E mi vivo qua così, abbandonata a mia sola. So che da fare. Mi arrangio come posso. Come fioio che viene qua, viene a tagliarmi l'erba, fa qualcosa.
Però sono da sola, cosa vuoi da fare? Adesso ho questo problema qua tante volte con tutti i pensieri di dire ma faccio finire, tanto ormai non ho più niente. Non c'è più niente, ti cado fiolo. Ora Anna, non ho più niente, Mirella, sono stata sola. Quanti anni sei che è morto tuo marito? 10 anni. Allora Anna, questo se l'assegno, prima legna, dopo l'assegno, ste lacrime sempre. Ma cosa secca che avevamo da fare noi altri, però l'importante è aiutarvi una santa. Perché se sono io a Mirella che mi aiuta. E sono a Mirella che siamo sempre là. È l'unico posto, non so dove andare. Dove va lui? Ecco, questa è la situazione dei nostri anziani. Guardate in che condizioni io li trovo. Soli, sempre soli. Basterebbe delle volte anche una parola, non parlo sempre di soldi, ma anche una parola, una visita. Ma questi domiciliari, questi assistenti domiciliari esistono? Ci sono? O dobbiamo andare alla ricerca? Aspettiamo una risposta anche per questo ticket che è lei esente e che paga. Io non so più cosa dire, avete visto la situazione, comunque oggi abbiamo portato la legna, abbiamo portato un po' di soldini, così respiri. Dai un bel saluto alla grande famiglia di Rete Veneta. Grazie grande famiglia, grazie a tutte le persone che aiutano Rete Veneta. Sono fiera di voi altri, fiera se tutti, se qui che sei a Roma fossero tutti così, il mondo sarebbe tutto diverso.